Buongiorno, benvenuti a tutti. Darei via a questo nostro incontro. È un incontro particolarmente importante sia per la qualità dei relatori, sia per il numero di partecipanti, perché abbiamo cercato di approfondire le novità in materia di lavoro contenute nel decreto legge 104. Novità ovviamente in continua evoluzione, perché anche col decreto legge 125 di questa mattina abbiamo avuto una modifica per quanto riguarda i termini per la cassa integrazione, di cui già c'era stata un'anticipazione nella circolare 115 dell'INPS, quindi normativa in continua evoluzione. Siamo in tanti, abbiamo cercato di dare la possibilità a tutti coloro i quali avessero un interesse o avessero la possibilità di collegarsi a questo webinar proprio per la particolarità della trattazione, quindi non ci sono limiti di capienza, avete visto c'è una disponibilità di 3.000 posti, quindi tutto il Veneto ha veramente la possibilità di partecipare. Questo evento è stato organizzato con la direzione regionale dell'INPS, che ringrazio perché in questo particolare momento partecipare per un pomeriggio intero ad un evento sulle novità in materia di lavoro è particolarmente complicato per tutti. Capisco che sia un giorno difficile per tutti noi, perché il giorno 8 ottobre siamo proprio nel clou delle nostre attività lavorative, però credo che in questo periodo trovare un giorno libero per tutti sia particolarmente complicato, quindi non essendoci questa possibilità l'abbiamo valutato, abbiamo preferito dare ingresso alla maggiore tempestività possibile nella trattazione delle novità, quindi appena uscite le circolari che erano volte a interpretare la materia, abbiamo preferito fissare subito l'incontro per poter fare una trattazione, un incontro tra di noi, uno scambio di opinioni, perché questo è stato anche il clou dell'organizzazione. Abbiamo ricevuto tutti i quesiti che sono stati formulati, i relatori hanno tutti i quesiti, per cui nel corso delle relazioni risponderanno anche alle domande. Abbiamo aggiornato i quesiti anche a quelli arrivati questa mattina. Se ci dovessero essere ulteriori problemi, abbiamo la disponibilità di tutti i relatori ad esaminarli, per cui nei prossimi giorni, appena possibile, verrà data risposta ai quesiti che perverranno durante il pomeriggio odierno. Quindi darei subito la parola per un'apertura dei lavori al direttore regionale per il Veneto della sede INPS, il dottor Antonio Pone, ringraziandolo per la dedizione che ha dato a questo convegno. Prego, dottor Pone. Grazie davvero. Ricambio io il ringraziamento per l'organizzazione di questo evento. A me preme particolarmente per le ragioni che dirò a breve. Come veniva accennato da chi mi ha preceduto, abbiamo cercato di progettare questo evento in modo da condensare nell'arco delle ore a disposizione tutta una serie di contenuti, anche preselezionando dei quesiti e facendo in modo, insomma, che ci sia la maggior sostanza possibile, ben consapevoli che si tratta di un sacrificio, soprattutto anche per chi ascolta, rispetto alla molteplicità degli impegni in cui sicuramente ciascuno di voi è in questo momento attivo. Per cui saremo molto veloci e cercheremo di affrontare tutti i punti su cui in questo momento c'è l'attualità della discussione, con una serie di relazioni di durata relativamente contenuta e ben cadenzate. Prendo proprio 2 minuti per alcune considerazioni che io ritengo doverose, che abbiamo condiviso anche ovviamente con gli amici della consulta dei consigli provinciali degli ordini consentiti di lavoro. In particolare, al di là del saluto ai numerosissimi partecipanti, in questo momento abbiamo superato quota 600 partecipanti, 600 persone collegate. Volevo sottolineare da un lato il piacere per questa occasione, perché ritengo che sia davvero il metodo di lavoro per noi importante e ci tornerò a breve, ma soprattutto volevo effettuare 2 considerazioni ben precise. La prima, questa è un'occasione troppo importante per non sfruttarla per un ringraziamento pubblico collettivo. Veniamo da una situazione emergenziale che ha avuto un impatto molto forte sull'economia del nostro paese e della nostra regione e che ha avuto un riverbero molto forte, in particolare sugli strumenti del sostegno al reddito. I numeri esprimono cifre impressionanti. Abbiamo affrontato questa emergenza con gli strumenti ordinari previsti dalla legislazione previgente sostanzialmente, a parte alcuni adattamenti, diciamo, di modesta semplificazione, ma gli iter procedimentali sono stati e
in parte sono tuttora estremamente, diciamo così, legati a un mondo che probabilmente non esprime, diciamo, una crisi che anziché essere una normale crisi congiunturale è una crisi, diciamo così, frutto di una decretazione legata a un'emergenza sanitaria. Se si pensa che in Veneto noi abbiamo finora gestito nel corso di quest'anno oltre 240.000 domande di cassa integrazione nelle sue varie forme, che il pervenuto di prodotti come l'assegno ordinario del Fondo di solidarietà è addirittura 25-30 volte il numero delle domande pervenute lo scorso anno, e che abbiamo effettuato pagamenti diretti per oltre 230.000 SR41 pervenuti. Questa è l'idea della eccezionalità, della straordinarietà di questa situazione. Complessivamente oltre 300.000 lavoratori in Veneto hanno ricevuto, sono stati destinatari di pagamenti diretti. Ecco, questo è stato uno sforzo comune, è stato uno sforzo, io cerco in tutte le occasioni, anche e soprattutto con i media, di rappresentare che il pagamento di un lavoratore è il frutto di un lavoro, di una filiera in cui non c'è solo l'INPS, che è sostanzialmente il soggetto che il lavoratore, diciamo così, vede come la persona che materialmente fa l'accredito, ma è il frutto del lavoro di una filiera in cui centrale è il ruolo degli intermediari professionali che assistono le aziende, in particolare dei consulenti del lavoro. Se sono stati fatti pagamenti diretti per oltre 230.000 SR41 è perché qualcuno questi SR41 li ha compilati e li ha trasmessi. E credo da questo punto di vista sia importante sottolinearlo, e questa è l'occasione più opportuna. Credo che ovviamente dovremo superare l'SR41, sono già in atto progetti di sviluppo che faranno sì che nel medio periodo, forse anche un po' prima, queste informazioni possano essere convogliate all'interno del flusso ONIMENS e quindi, diciamo, almeno questo adempimento possa venire meno. Però perlomeno, per l'intanto ce lo siamo dovuti gestire con queste caratteristiche, il contesto che abbiamo affrontato, ed è stato esemplare l'apporto di tutti per quantità, qualità e, voglio sottolineare, tempestività. Veneto, consentitemi di dire che è andata meglio che altrove. Abbiamo visto le polemiche che ci sono state. Noi siamo stati la prima regione a finire di pagare la prima tranche di cassa integrazione in deroga entro il mese di maggio, nonostante i volumi del Veneto fossero multipli rispetto a quelli di altre regioni. Le giacenze sono state presto accorrentate. Ad oggi sono già state definite anche 31.000 domande della nuova cassa integrazione in deroga totalmente di competenza dell'INPS. La situazione oggi è rassicurante ed è l'occasione anche per rappresentarlo. La giacenza di cassa integrazione ordinaria è di circa 1.700 domande su un pervenuto settimanale di 3.200. Significa che sostanzialmente stiamo accorrentati perché la giacenza è inferiore, è la metà del pervenuto settimanale. Stesso discorso più o meno per il FIS, 2.500 domande giacenti su un pervenuto settimanale di 1.646, e stesso discorso anche per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, chiamiamola così INPS, 3.899 domande giacenti su un pervenuto settimanale di 4.441. Quindi la situazione è assolutamente da questo punto di vista sotto controllo. Ecco però che torna il tema del ringraziamento, perché questi numeri non sono il frutto solo del nostro sforzo, sono il frutto del vostro e nostro sforzo assieme, ed è bene che questo ce lo diciamo anche per, come dire, trarne fiducia per il futuro, perché l'emergenza sanitaria, sappiamo bene, non è finita, le incognite per il futuro sono molto elevate, però sappiamo che se manterremo questo livello di coesione istituzionale e di determinazione nell'affrontare questa partita, avendo, diciamo, a cuore il bene finale dei lavoratori e delle aziende, sicuramente non abbiamo nulla da temere per il futuro. La seconda considerazione è l'indicazione di un'opportunità da cogliere, a mio avviso. Il lockdown ha lasciato molti strascici e anche molte altre eredità, ma una sicuramente è positiva. Siamo stati forzatamente costretti a abituarci ad utilizzare strumenti nuovi, tra cui le videoconferenze. I webinar, come quello che stiamo facendo oggi, sono un'abitudine che pochi mesi fa era, diciamo così, occasionale. Oggi è uno strumento di lavoro che utilizziamo quotidianamente.
sicuramente. Credo che su questo dovremmo fare una riflessione, perché per i motivi detti prima costituiamo di fatto un sistema. La filiera che arriva all'erogazione in particolare del sostegno al reddito, ma non solo, più in generale nell'ambito di quello che è l'attività di interazione tra INPS e intermediari professionali, produce risultati, produce valore aggiunto solo se tutti gli attori del sistema sono perfettamente allineati su quello che serve per portare a casa il risultato. Abbiamo bisogno di un costante allineamento sulle novità normative, sulle interpretazioni, sugli esiti dei contenziosi, quindi abbiamo sicuramente bisogno di sfruttare lo strumento del webinar per degli approfondimenti di carattere normativo, ma aggiungerei potrebbe essere altrettanto importante organizzare dei webinar che consentano di allineare anche su temi molto più operativi, temi squisitamente procedurali, anche semplicemente la formazione su nuove procedure. Credo che se adottiamo con decisione questo strumento, e da parte mia esprimo tutta la disponibilità al riguardo, potremo fare un importante lavoro arrivando nel singolo studio, cercando di metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio per quello che è possibile. Poi sappiamo che ci sono tantissime problematiche, circolari che escono con ritardo, palleggi tra ministeri per definizione del testo finale che fanno sì che poi alla fine molti temi sono oggetto di incertezza, ma anche su questi probabilmente parlarne, cercare di focalizzare quali potranno essere le interpretazioni di buon senso che prevarranno, potrebbe essere una buona abitudine che potremmo decidere di assumere. Ci ho detto, mi taccio, cedo la parola al coordinatore della consulta dei presidenti dei consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per l'avvio delle relazioni. Buon lavoro. Grazie direttore, e da parte nostra l'invito viene sicuramente accolto, nel senso che noi diamo la più ampia disponibilità come consigli provinciali coordinati nella consulta ad ogni forma di collaborazione. Ci auguriamo che questo sia proprio il punto di partenza per una collaborazione stretta anche mediante altri strumenti, oltre al webinar, tavoli tecnici, forme comunque per interfacciarci anche molto rapide per affrontare e risolvere i problemi che tutti noi dobbiamo affrontare, ovviamente nell'interesse di tutti, nell'interesse più diceva l'uomo. Ecco, mi scuso ma non si era riattivato l'audio, quindi spero che si sia ascoltato quello che avevo detto inizialmente, ossia che come consigli provinciali auspichiamo la più ampia collaborazione. Per quanto riguarda invece l'evento di oggi, abbiamo cercato di individuare tra i molti argomenti oggetto di approfondimento quelli che potevano essere gli argomenti con maggiori problematiche, quindi ovviamente gli argomenti relativi all'integrazione salariali e tutte le problematiche relative alla cassa integrazione è l'argomento, il tema su cui abbiamo ricevuto il maggior numero di quesiti. Se ne occuperà la dottoressa Giuliana Ballarini, dirigente responsabile dell'area ammortizzatori sociali della direzione regionale dell'INPS. Poi un altro argomento su cui c'è molto da discutere, perché le problematiche sono tante, è quello degli esoneri contributivi. Ci aspettavamo col decreto legge agosto le due novità particolari, la proroga degli ammortizzatori sociali e la proroga del divieto di licenziamento. Invece il fatto che sia stato introdotto questo esonero contributivo ha costituito una delle novità e quindi uno dei temi di maggior approfondimento. Se ne occuperà la dottoressa Susanna Servile, dirigente responsabile dell'area entrate contributive e vigilanza della direzione regionale dell'INPS del Veneto. Un tema su cui non finiamo mai di discutere e che pure ha delle novità rilevanti è quello dei contratti a termine, tema di particolare importanza perché sappiamo quanto elevato sia l'interesse da parte di imprese e lavoratori. Di questo tratterà il consigliere nazionale, il dottor Massimo Braghin. Infine, ne avevo accennato, abbiamo le problematiche che pure stanno molto a cuore a imprese e lavoratori sul divieto di licenziamenti. Molto si è detto su questo argomento, si è parlato di sblocco o di blocco del divieto, quindi è un tema su cui
vi è molto interesse, sono arrivati diversi quesiti e di questo si occuperà l'avvocato Aldo Tagliente, coordinatore regionale dell'ufficio legale dell'INPS del Veneto. Quindi partirei con la prima relazione: integrazioni salariali Covid-19, durata, contributo addizionale, termini e decadenze per richiesta delle prime 9 settimane e dell'ulteriore periodo di 9 settimane per CIGO, cassa in deroga, assegno ordinario e aziende plurilocalizzate. Cedo la parola quindi alla dottoressa Giuliana Ballarini. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento. L'argomento del quale tratterò riguarda appunto la parte relativa alle novità del decreto 104 per quanto riguarda le integrazioni salariali con causale Covid-19. Una prima parte sarà dedicata a una panoramica sulle tematiche di maggiore interesse, un'appendice relativa alle aziende plurilocalizzate e l'ultima parte sarà relativa alle risposte ai quesiti che sono stati inviati nei giorni scorsi e che abbiamo raccolto e quindi condividiamo con questa platea molto ampia di partecipanti. Inizio con la parte quindi teorica, condividendo, ecco qui, lo schermo. Bene, quindi questo è l'argomento, durata, contributo addizionale, termini e decadenze per la richiesta delle prime 9 settimane, dell'ulteriore periodo di 9 settimane per gli ammortizzatori CIG ordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario e poi l'appendice sulle plurilocalizzate. Iniziamo intanto a considerare come il decreto legge 104 abbia inserito la novità di queste 9 settimane più ulteriori 9 all'articolo 1, introducendo appunto questo strumento che va a coprire il periodo temporale che parte dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. La durata massima prevista per questo primo gruppo di settimane è di 9, che possono essere eventualmente incrementati di ulteriori 9 settimane, sempre in questo arco temporale dal 13 luglio al 31 dicembre, in questo caso per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso il periodo. L'accesso al periodo precedente il 13 luglio prescinde diciamo, dall'utilizzo di ammortizzatori sociali per il periodo precedente il 13 luglio. Quindi potranno richiedere le 9 settimane anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale Covid-19 in passato. Invece per quelli che ne sono precedenti periodi che sono già stati richiesti e che sono stati autorizzati in base ai decreti legge che si sono susseguiti nel tempo, ricordo il decreto legge numero 18 e il decreto numero 34, periodi che si collocano anche parzialmente successivamente al 12 luglio 2020, questi periodi sono imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto 104. Facciamo un esempio per chiarire meglio. Un'azienda chiede 4 settimane continuative di CIG ordinaria dal 6 luglio al 1 agosto. Potrà beneficiare di 6 settimane complessive dei nuovi trattamenti, in quanto le settimane che si collocano dal 13 luglio al 1 di agosto, e che sono 3, rientrano nel computo delle prime 9 settimane dei nuovi ammortizzatori e incidono quindi, riducendolo, sul limite totale delle settimane richiedibili. Le domande presentate a cavallo del 13 luglio e che non siano ancora autorizzate saranno valutate per i periodi fino al 12 luglio con i requisiti stabiliti dalla precedente normativa, mentre per i periodi successivi al 12 luglio saranno imputati alle prime 9 settimane del decreto 104. Quindi si azzera il contatore delle settimane che prima veniva richiesto con i decreti 18 e 34. Non è più necessario che questo contatore riporti un numero minimo di settimane come era previsto ad esempio nel decreto 34 per poter accedere alle 5+4. L'utilizzo delle 9 settimane è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati
senza tener conto del dato relativo al fruito. Questa è un'altra novità del decreto legge 104. Si parla sempre e solo di settimane autorizzate. Una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane, decorso il relativo periodo, non si potrà chiedere l'eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche se non fossero state effettivamente fruite. Per cui attenzione, quando si presenta una richiesta di ammortizzatore, il periodo deve essere un periodo per il quale l'azienda è certa che effettuerà sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, perché se non verrà effettuato questo tipo di riduzione o sospensione, comunque quelle settimane si bruceranno. Le richieste delle 9 settimane previste dal decreto 104 possono riguardare esclusivamente i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 13 luglio 2020. Veniamo alle domande per le prime 9 settimane. Importante, si continua ad utilizzare ancora la causale Covid-19 nazionale. Se vengono richieste più di 9 settimane riferite alla medesima unità produttiva, le sedi dell'INPS procederanno a rideterminare il limite con un accoglimento parziale delle domande, riportandolo quindi nell'alveo delle 9. Le aziende che hanno esaurito i trattamenti spettanti in base alla precedente normativa e prima dell'entrata in vigore del decreto 104 hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi del decreto legislativo 148 del 2015 per periodi successivi al 12 luglio 2020, possono convertire le domande con causale Covid-19 nazionale su espressa richiesta dei datori di lavoro. Questa richiesta dovrà essere veicolata tramite il cassetto previdenziale in comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui si chiede la conversione. Questo sarà possibile per quelle settimane che non sono ancora state autorizzate, per quelle autorizzate ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti e per quelle settimane per le quali l'azienda non abbia esposto in Uniemens il codice evento. La stessa cosa si potrà avere la possibilità quindi di, diciamo così, modificare la causale da ordinaria a causale Covid-19 nazionale per l'assegno ordinario del FIS, del Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidarietà. L'azienda dovrà inviare un'apposita richiesta di annullamento della precedente domanda, sempre su cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, e dovrà inviare una nuova domanda di assegno ordinario con la causale Covid-19 nazionale. Per l'ulteriore periodo delle 9 settimane, la precisazione che viene contenuta nella circolare 115 uscita la settimana scorsa è che deve essere interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e questo periodo deve essere anche interamente decorso. Le prime 9 settimane previste dal decreto non hanno un costo per le aziende, mentre per le ulteriori 9 c'è una precisazione da fare. Non sono soggette al contributo addizionale INPS soltanto se il datore di lavoro attesta una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, oppure si tratta di un'azienda che ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019. La causale da utilizzare per questo ulteriore periodo di 9 settimane è Covid-19 con fatturato. Ecco, occorre poi individuare quale sia l'aliquota del contributo addizionale nel caso appunto che questo sia da riconoscere. Quindi per consentire questa individuazione o per rilevare le aziende che non sono tenute all'obbligo contributivo, occorre che alla domanda di prestazione di integrazione salariale venga allegata una dichiarazione di responsabilità, in cui l'azienda autocertifica di non aver avuto un calo di fatturato,
oppure di aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%, oppure di aver avuto un calo di fatturato pari o superiore al 20%, o infine di aver avviato l'attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019. Con questa autocertificazione il datore di lavoro attesterà l'eventuale riduzione secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto che sono illustrate dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate. Quindi si rimette, diciamo, alla competenza dell'Agenzia delle Entrate questo tipo di valutazione. Tutte queste attestazioni di responsabilità, queste dichiarazioni di responsabilità verranno poi, in un secondo momento, verificate dall'INPS insieme con l'Agenzia delle Entrate sulla base poi di un protocollo che verrà siglato in una fase successiva. E quindi il controllo sarà chiaramente in una fase posteriore. Queste ulteriori 9 settimane non potranno decorrere prima del 14 settembre 2020, perché il periodo di tempo appunto che va dal 13 luglio fino al 13 settembre è quello appunto pari a 9 settimane. Quindi le ulteriori 9 non possono partire prima del 14 settembre 2020 e comunque si devono concludere entro il 31 dicembre 2020. Veniamo ora a un approfondimento sugli aspetti contributivi, sul contributo quindi addizionale, che è determinato in misure diverse. Per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, è previsto un contributo addizionale del 9% e del 18% invece per le aziende che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato. Lo scostamento del fatturato deve essere determinato sulla base del raffronto fra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Ecco un'importante precisazione per quanto riguarda le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. Per l'esonero del versamento per tali aziende si tiene conto della data di inizio dell'attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio, facendo riferimento alla data di inizio dell'attività riferita al codice fiscale dell'azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale. Infine, il contributo addizionale viene determinato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato anziché aver usufruito della cassa integrazione. Per quanto riguarda un altro aspetto molto importante e delicato, che è quello dei termini per la trasmissione delle domande e per la trasmissione dei dati che consentono poi l'effettuazione dei pagamenti, abbiamo appunto avuto la novità della pubblicazione del decreto legge 125 che ha portato, diciamo, una proroga ulteriore di tutti i termini al 31 ottobre 2020. Leggiamo comunque quelle che sono, diciamo così, le indicazioni che a regime diventano quelle, diciamo, base ordinarie per la valutazione dei termini decadenziali. Perché? Perché il decreto 104 in realtà conferma che la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga, dell'assegno e della CISOA devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Come sappiamo, sempre il DL 104 prevedeva al comma 9 un differimento dei termini che, compresi quelli che scadevano in maniera differita in via amministrativa entro il 31 luglio, un differimento al 31 agosto 2020. Il comma 10, sempre dell'articolo 1 del decreto 104, invece prevede un differimento ope legis al 30 settembre di tutti i termini che in via ordinaria scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto, con il decreto legge 125 del 7 ottobre, all'articolo 3 è stata prevista la proroga di tutti i termini, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto legge 104, al 31 ottobre. Stessa cosa anche per i termini di trasmissione dei dati di pagamento, perché l'articolo 1 al comma 6 conferma che a regime, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro
deve inviare i dati utili per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro i termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Importante è questo aspetto, che il termine da considerare è quello più favorevole al datore di lavoro tra questi due termini che sono stati appena adesso enunciati. Altro elemento importante da tenere in considerazione è che se questi termini trascorrono inutilmente, cioè senza la trasmissione dei dati, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro dell'emittente. Ora, il decreto 125 di ieri ha dato, diciamo così, un sollievo rispetto ai termini più stringenti che riportava il decreto 104, perché appunto la proroga anche per la trasmissione dei dati di pagamento è stata prevista al 31 ottobre prossimo. Vediamo le modalità di pagamento della prestazione. Il decreto 104 non modifica e quindi conferma le modalità precedentemente introdotte dai decreti 18 e 34. Quindi è possibile anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente, oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza perciò dover comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa. Ricordiamo, siamo sempre in causale Covid-19 e quindi gli ammortizzatori sociali hanno avuto una enorme semplificazione nella loro predisposizione. In questo caso appunto il pagamento diretto non richiede la prova della difficoltà finanziaria dell'impresa. Diversamente, se dovesse farsi ricorso agli ammortizzatori in regime ordinario, ai sensi del decreto legislativo 148 del 2015, tornano a valere tutti i requisiti previsti dalla normativa ordinaria. È poi anche confermato dal decreto 104 la possibilità di effettuare pagamento diretto e di poter accedere all'anticipo del 40%. Le varie domande a pagamento diretto, quindi con anticipo del 40%, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall'inizio del blocco delle attività o della riduzione delle attività. Entro 15 giorni, in questo caso, l'INPS autorizza e paga l'anticipo. Successivamente, entro i nuovi termini di decadenza, il datore di lavoro deve inviare all'INPS il modello SR41 per il saldo dei trattamenti. Anche qui, trascorsi i termini, gli oneri e le prestazioni CIG rimarranno a carico del datore di lavoro e le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo vengono considerate indebite dall'INPS e poi recuperate in capo al datore di lavoro. Ancora però su questo argomento non abbiamo delle indicazioni operative vigenti, operanti, sono in corso di emanazione. Questa è una peculiarità introdotta dall'articolo 19 del decreto legge 104, cioè l'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse, quindi per le imprese operanti nelle cosiddette regioni gialle, che sono il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che sono le regioni che tra febbraio e marzo hanno avuto i primi focolai dell'epidemia. L'articolo 19 del decreto 104 prevede una misura particolare di tutela per i lavoratori domiciliati o residenti nei comuni per i quali l'autorità ha emanato provvedimenti di contenimento o di divieto di allontanamento dal proprio territorio. E quindi questi lavoratori sono stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza proprio dell'emanazione di queste ordinanze da parte delle pubbliche autorità. E hanno avuto anche l'obbligo di rimanere, di avere permanenza domiciliare e divieto di allontanamento dal territorio comunale per l'emergenza Covid, prima del 14 agosto 2020. Il periodo che si prende in considerazione per questa tipologia va dal 23 febbraio 2020 sino al 30 aprile 2020.
Questa misura non potrà essere di accesso a quei soggetti che comunque già sono stati ricompresi in precedenti richieste di ammortizzatori sociali a vario titolo, oppure siano stati destinatari della misura prevista dall'articolo 26 del decreto legge 18, vale a dire la quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, che è un periodo di tempo che è stato equiparato alla malattia. La causale per questa particolare tipologia di misura è Covid-19, obbligo permanenza domiciliare. Ed è prevista questa misura per un massimo di 4 settimane complessive, che sono da richiedere entro il 15 ottobre, quindi entro la prossima settimana. Se viene richiesto il pagamento diretto, tutti i dati utili per il pagamento dovranno essere inviati entro il 15 novembre prossimo. Su questa misura particolare ancora procedura e istruzioni non ci sono, saranno disponibili però con un messaggio di prossima pubblicazione. Un'altra particolarità che è contenuta nel decreto legge 104 riguarda gli sportivi professionisti. Anche qui l'articolo 2 introduce, diciamo così, una variante rispetto al precedente articolo 98, comma 7, contenuto nel decreto legge 34, prevede che siano beneficiari di questa misura della cassa integrazione in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione degli sportivi professionisti che abbiano percepito delle retribuzioni lorde non superiori a 50.000 euro nella stagione sportiva 2019-2020. Non si fa più riferimento qui al concetto di retribuzione annua riferito al 2019. Questa è la modifica rispetto all'articolo 98 del decreto legge numero 34. Si parla di sportivi professionisti, ricordando che la qualifica di professionista è prevista nell'ordinamento delle federazioni sportive relativamente a calcio, a ciclismo, a golf e a pallacanestro. Il datore di lavoro che accede a una richiesta di cassa integrazione in deroga per questa tipologia di lavoratori dovrà fornire una dichiarazione di responsabilità relativa alla retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura. Il periodo di fruizione di questa misura è compreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020. Per un massimo di 13 settimane per il Veneto, perché come sapete per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna è stato previsto sin dall'inizio un surplus di 4 settimane rispetto alle 9 nazionali. Questa tipologia di cassa può essere richiesta solo dalle aziende che hanno un codice statistico contributivo di 1.18.08. Alla domanda è necessario allegare in formato CSV l'elenco dei beneficiari. Le indicazioni per l'inoltro delle domande sono poi contenute nel messaggio 3137 del 2020. Passiamo ora a una carrellata su quelle che sono i principali documenti che hanno definito la gestione delle domande per le aziende plurilocalizzate, che sono quelle aziende che hanno unità produttive site in 5 o più regioni. La prima tipologia di domanda che è stata pensata per le aziende plurilocalizzate è la CID in deroga nazionale. Il decreto interministeriale del 24 marzo ha riconosciuto questo trattamento prevedendo una decretazione di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è intervenuto per le aziende plurilocalizzate per conto delle regioni o delle province autonome interessate, proprio per il fatto che il numero delle regioni interessate era un numero che imponeva, diciamo così, un coordinamento di queste domande a livello di Ministero. Successivamente la circolare del Ministero del Lavoro, la numero 8 del 4 aprile 2020, ha precisato, tra le altre cose,
che rientrano nel concetto di unità produttiva anche i punti vendita di una stessa azienda. La circolare poi INPS invece 58 ha fornito tutta una serie di indicazioni per la presentazione della domanda di CIG in deroga nazionale, prevedendo le indicazioni, diciamo, per le 9 settimane più le ulteriori 4 previste per le regioni cosiddette gialle, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, quindi per il Veneto un totale di 13 settimane. Le 9 settimane potevano essere decretate dal Ministero del Lavoro, in alcuni casi il Ministero del Lavoro ha anche decretato tutto il periodo delle 13 settimane, ma le tipologie per questo tipo di aziende sono state molto varie. Diciamo che successivamente si è passati a considerare per queste aziende la possibilità di presentare la CIG in deroga cosiddetta plurilocalizzate, che è stata introdotta dal decreto ministeriale del 20 giugno 2020 a partire dal 2 luglio. E con questa data la competenza della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate è passata all'INPS. Dal 24 luglio poi si è resa disponibile la procedura sul portale INPS per l'invio delle domande e per le aziende che avevano, le aziende plurilocalizzate che avevano in precedenza presentato già domanda, si è proceduto a una riconversione per la stragrande maggioranza di queste domande nella nuova procedura appunto avviata dal 24 luglio. Abbiamo avuto poi un'importantissima precisazione che ha sgombrato, diciamo così, problematiche relative al contatore delle settimane che erano necessarie per poter poi accedere alla CIG gestita dall'INPS. Questa precisazione è contenuta nel messaggio 3144 che ha previsto per l'accesso alla CIG in deroga plurilocalizzate che è sufficiente solo la presenza dell'autorizzazione per le 9 settimane da parte del Ministero del Lavoro. Chiaramente se queste 9 settimane non erano state autorizzate in toto ma in numero inferiore, occorre che l'azienda completi la richiesta al Ministero sino al quantum relativo alle 9 settimane. Un altro messaggio importante che sottolineo alla vostra attenzione è il messaggio 2328 che ha previsto per quelle aziende plurilocalizzate che hanno un numero molto elevato di unità produttive, ha previsto un flusso di gestione semplificato consentendo la possibilità di unificare in unità produttive omogenee per attività svolte per collocazione territoriale le domande. Per poter accedere a questo flusso semplificato occorre però che l'azienda comunichi con PEC all'indirizzo di posta elettronica della direzione centrale ammortizzatori sociali l'intenzione di presentare una domanda semplificata per presenza di pluralità di unità produttive. Un altro elemento molto importante da non dimenticare, perché può creare altrimenti dei problemi non di poco conto nella fase successiva di gestione, è questo, cioè che quando si sceglie quella UP sulla quale far confluire le domande accorpate, questa scelta diventa irreversibile e dovrà essere utilizzata anche per tutte le successive domande. Infine abbiamo il messaggio 3856 che prevede anche per diciamo una particolarità per le aziende plurilocalizzate come cassa in deroga, che è questa, cioè la possibilità di scelta nella modalità di pagamento da parte dell'azienda tra la possibilità di pagamento a conguaglio e quella di pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori interessati, perché diverse aziende plurilocalizzate di dimensioni considerevoli nazionali avevano espresso la necessità di poter accedere al pagamento a conguaglio dei lavoratori loro dipendenti. E questo appunto è stato reso possibile implementando poi la procedura e prevedendo tra le modalità anche questa, in deroga, diciamo così, a quello che è il pagamento previsto per la CIG in deroga, che è solo il pagamento diretto.
Ecco, un'altra precisazione molto importante, anche se può sembrare abbastanza scontata, ma a volte non lo è perché vediamo che può creare dei problemi poi a livello gestionale e istruttorio, è questa, che per la presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga per le plurilocalizzate occorre sempre scegliere la tipologia di domanda deroga plurilocalizzata. Per tutte le altre aziende invece deve essere indicata la tipologia deroga INPS. I riferimenti per le modalità di presentazione delle domande sono contenuti nel messaggio INPS 3525. Ecco, questa è una carrellata su quella che è la parte, diciamo così, normativa e di carattere tecnico sulle domande, sulla loro presentazione, sui termini. Sono arrivati nei giorni scorsi alcuni quesiti veicolati dall'avvocato Megali che riguardano varie materie e che sono stati raccolti in quest'altro file nel quale appunto sulle varie tipologie sono anche fornite le risposte. Abbiamo selezionato quelli diciamo di interesse trasversale che possono essere più generali e diciamo così abbracciare quelle che possono essere i dubbi, i chiarimenti da condividere sugli argomenti, sui vari argomenti. Iniziando da questo quesito che riguarda CIG in deroga e FIS e riguarda le modalità di calcolo delle settimane autorizzate con inizio e fine del periodo infrasettimanale. L'esempio che viene posto è un periodo richiesto dal 5 agosto al 11 agosto, quindi infrasettimana da mercoledì a martedì. Nella procedura di invio della domanda viene evidenziato una settimana dal pannello. Il criterio di calcolo è giorni totali diviso 7 arrotondato nell'eccesso. Nel quesito si dice che consultando l'autorizzazione in cassetto previdenziale, sezione CIG e fondi, viene evidenziato che ci sono segnalate 2 settimane, con un criterio di calcolo da lunedì al sabato che vale per una settimana. Quindi qui essendo a cavallo, no, di 2 settimane viene evidenziato 2 settimane. Il quesito quindi è se ai fini del contatore per le 9 settimane si debba considerare una settimana autorizzata in base alla durata dal giorno al giorno oppure 2 settimane autorizzate in base alla collocazione temporale a cavallo di 2 settimane. La risposta: le settimane autorizzate vengono calcolate come differenza dal giorno al giorno diviso 7, a nulla rilevando che la sospensione inizi o finisca in un giorno infrasettimanale. In cassetto previdenziale sono esposte le settimane da calendario, da lunedì a domenica, ma non è questo il criterio utilizzato per il calcolo dell'autorizzato. Tuttavia, per diciamo, avere sempre presente il quantitativo di settimane richieste per l'azienda e quindi per avere una corrispondenza immediata del numero delle settimane, è consigliabile richiedere le sospensioni a partire dal lunedì, in modo da avere diciamo, più chiara quella che è la scansione temporale delle settimane richieste per l'azienda. Un altro quesito riguarda la possibilità di inviare domande con periodi inferiori alla settimana. Ci viene posto appunto il quesito di presentazione per una settimana alla quale si aggiunge un'altra domanda per alcuni giorni soltanto, dal 13 al 15 agosto come esempio, 3 giorni. E si chiede appunto che se la settimana che coinvolge entrambe le settimane debba essere conteggiata come una sola oppure verrà conteggiata come 2 settimane ai fini del contatore delle 9 settimane. Risposta: i periodi richiesti devono essere pari ad almeno una settimana, che è l'unità di misura minima per le integrazioni salariali. La norma di legge stessa fa infatti riferimento alle settimane autorizzate e si ribadisce il criterio dell'autorizzato. Questo quesito riguarda invece un'autorizzazione con un accoglimento parziale. Leggiamo l'esempio che viene posto. Per periodi successivi al 13 luglio si chiede un periodo superiore a 9 settimane
il consulente chiede se l'eventuale comunicazione di accoglimento parziale prevedrà l'indicazione da parte dell'INPS della nuova data di fine periodo e se le ore richieste verranno ricalcolate come. E infine, prima di procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane, è necessario ricevere l'autorizzazione parziale in modo da evitare l'accavallarsi di settimane con la possibilità di blocco da parte della procedura INPS. Per quanto riguarda i primi due quesiti, diciamo che quando si hanno casi di accoglimento parziale, la prassi utilizzata dalle sedi competenti territorialmente è quella cioè di contattare l'azienda per le comunicazioni necessarie e utili al fine di incanalare l'azienda stessa nella gestione corretta del tutto e di spiegare anche qual è il criterio che si utilizza per l'accoglimento parziale. E non solo, ma anche per avere indicazioni sulla riduzione del periodo o sulle ore eccedenti che quindi devono essere condivise con l'azienda. Quindi sì, in questi casi c'è sempre il contatto con l'azienda da parte della sede INPS. Per quanto riguarda invece l'ultimo quesito, non è necessario attendere l'autorizzazione della prima domanda per inviare la domanda successiva, però la domanda successiva verrà definita, verrà gestita solo dopo l'autorizzazione della precedente e decorso il relativo periodo. Passiamo al FIS. Un caso che è stato prospettato è quello riguardante una cessione di azienda. Un'azienda X fruisce di un periodo di 7 settimane per assegno ordinario FIS con causale Covid. Per effetto di cessione d'azienda, l'azienda X confluisce interamente nell'azienda Y di nuova costituzione, interamente posseduta dall'azienda X. Viene chiesto se a far data dal momento in cui c'è questa cessione d'azienda, cioè dal 15/9, e da quando ha iniziato a operare l'azienda, la nuova azienda Y, quest'ultima possa presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario per una durata di 9 settimane, cioè le prime 9 settimane del DL agosto, e successivamente per le eventuali ulteriori 9 settimane riconosciute dal DL 104, anche per i dipendenti che ne hanno già fruito in precedenza presso l'azienda X. Allora, intanto la precisazione da fare rispetto al quesito come è stato posto è che per i periodi dal 13 luglio in poi si calcola l'autorizzato e non il fruito. Quindi questo è diciamo così, un elemento fondamentale. Quindi le settimane in base all'autorizzato sono 9 e non 7. Per quanto riguarda poi le operazioni invece societarie nelle quali l'azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti a una nuova azienda, si deve tener conto delle prestazioni già fruite dall'azienda precedente. Questo è diciamo, un meccanismo che viene utilizzato normalmente per questi casi con le precedenti esperienze negli ammortizzatori sociali. Passiamo ora alla modalità della richiesta delle prime 9 settimane e poi delle ulteriori 9 settimane. Ci viene chiesto se le settimane utilizzabili dal 13 luglio al 31/12 possono essere spezzate oppure possono essere richieste solo per un periodo continuativo. Ad esempio, richiedo 2 settimane in agosto e poi 2 settimane a settembre, una settimana nella prima parte del mese e una nella seconda parte del mese. La risposta è che le settimane possono essere richieste in più tranche fino al raggiungimento della durata massima di 9 settimane più le ulteriori eventuali 9, quindi sì, si possono spezzare. Per quanto riguarda il calcolo della settimana autorizzata, il quesito dice ciò, presenta domanda di CIGO dal 7/9, un'azienda presenta domanda di CIGO dal 7/9 fino al 12/9 con data di inizio della sospensione il 10. La domanda viene conteggiata come autorizzata una settimana intera? Il DL parla di periodi autorizzati e non di settimane autorizzate, quindi il dubbio è: un giorno di CIG computa l'intera settimana?
La risposta è che un giorno di sospensione, anche di un solo lavoratore, brucia una settimana di autorizzazione. Quindi il ragionamento è sulla settimana. Ammortizzatore da utilizzare in caso di cambio di soglia dimensionale. Il quesito riguarda un'azienda che ha avuto un'autorizzazione di cassa in deroga nel periodo di marzo-aprile 2020, in quanto aveva una presenza media di lavoratori occupati nel semestre precedente inferiore a 5. Dal mese di settembre la soglia dimensionale dell'azienda varia, diventa superiore a 5 e l'azienda versa la relativa contribuzione per il FIS. Dal 1° ottobre pone un lavoratore in cassa integrazione e chiede se è corretto inoltrare domanda per l'assegno ordinario FIS o se deve continuare ancora con la cassa integrazione in deroga. La risposta è che le domande di trattamenti sulla base del decreto legge 104 vanno indirizzate all'ammortizzatore corretto, quindi al FIS, al fondo di integrazione salariale, se la soglia dimensionale nel semestre precedente l'inizio della sospensione risulta superiore a 5 dipendenti. In quest'altro quesito parliamo dei beneficiari alle dipendenze dell'azienda. In particolare, per avere diritto alla cassa integrazione con causale Covid, devono risultare le dipendenze del datore di lavoro, i lavoratori che sono appunto al 25 marzo alle dipendenze come previste dal decreto 18 del 2020, e per i lavoratori assunti successivamente a questa data, sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali si necessitasse di sospendere o ridurre la prestazione lavorativa, se non destinatari dell'ammortizzatore per Covid, e il datore di lavoro non possa cedere agli altri ammortizzatori ordinari, come ci si comporta? Ecco, per questo quesito bisogna rifarsi al decreto rilancio, che è il decreto 34, i riferimenti poi sono quelli anche alle circolari 84 e 86 del 2020. In base al decreto rilancio rientrano tra i beneficiari degli ulteriori periodi di integrazione salariale previsti dalla norma, le più 5 settimane e poi le più 4, anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo. Quindi bisogna vedere come si collocano i periodi richiesti con le varie domande di ammortizzatore. In base al decreto agosto rientrano tra i beneficiari degli ulteriori periodi di integrazione salariale previsti dalla norma, 9 e più 9 ulteriori, i lavoratori alle dipendenze dell'azienda a far tempo dalla data del 13 luglio. Questo viene specificato nella circolare 115 al punto 1, paragrafo 1. Infatti la circolare riporta che riguardo alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamento di integrazione salariale, sia ordinaria che in deroga, e dell'assegno ordinario previsto dal decreto legge 104, su espressa indicazione ministeriale trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020, data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure. Passiamo ora all'autocertificazione per cassa in deroga con causale Covid-19 con fatturato. Il quesito che viene posto è il seguente. Si chiede se un'associazione senza scopo di lucro, che vuole richiedere le ulteriori 9 settimane previste dal DL 104, cosa dovrà dichiarare nella dichiarazione di responsabilità da allegare alla domanda. Allora, posto che le associazioni senza scopo di lucro hanno comunque un fatturato, comunque con l'autocertificazione il datore di lavoro dovrà attestare l'eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate. Quindi il rimando per forza di cose deve essere fatto alla competenza dell'Agenzia delle Entrate per questi casi specifici. E il riferimento poi è appunto contenuto anche nella circolare 115 al paragrafo 2.1.
Veniamo ora a questa tematica che è relativa agli ANF, agli assegni al nucleo familiare e al fondo FSPA. Il quesito riporta questo caso. Alla luce della circolare 88 dell'INPS, dove è chiarito il riconoscimento dell'ANF per quanto riguarda gli assegni ordinari concessi dai fondi di solidarietà di cui l'articolo 26 del decreto 148 del 2015 e dal fondo di integrazione salariale, come ci si deve comportare in caso di assegno ordinario concesso da FSPA, che è un fondo istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 148 del 2015. La premessa da fare è che INPS non può dare risposte, non è competente per il fondo FSPA in quanto è un fondo non gestito dall'istituto. In base all'articolo 19 del decreto legge 18, con il testo novellato dall'articolo 68 del decreto legge 34, effettivamente è previsto il riconoscimento dell'assegno dell'ANF con riferimento agli assegni ordinari concessi dai fondi di solidarietà articolo 26 e del FIS a seguito della sospensione e riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 per l'intero periodo di spettanza dell'assegno ordinario a decorrere dal 23 febbraio 2020 e queste indicazioni appunto sono contenute nella circolare 84 del 2020 e poi successivamente anche nella 88 del 2020. Ma queste sono indicazioni che valgono esclusivamente per i fondi gestiti dall'istituto. Quindi per questa tipologia, cioè per FSBA, occorre che sia FSBA a esprimersi al riguardo. Il quesito su settimane autorizzate e periodi fruiti. Vengono chieste precisazioni sulle modalità di calcolo per le ulteriori 9 settimane con causale Covid-19 con fatturato, fruite o autorizzate. La circolare 115 al punto 1 precisa che l'utilizzo delle 18 settimane complessive, quindi delle prime 9 e delle successive 9, quindi appunto cosiddette con fatturato, è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati, senza tener conto del dato relativo al fruito, quindi vale solo l'autorizzato. L'autocertificazione per le ulteriori 9 settimane. In merito alla richiesta di cassa integrazione in deroga per il periodo successivo al primo, il modello di autocertificazione è inserito nella domanda oppure ne verrà predisposto uno da allegare alla domanda? Nel messaggio 3525 di questi giorni è precisato che la dichiarazione di responsabilità è contenuta all'interno della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario. Poi un quesito sull'ammortizzatore corretto in base all'inquadramento aziendale. Viene posto questo caso. Una SAS artigiana con un socio accomandatario iscritto come IVS all'INPS e un socio accomandante e con 4 dipendenti sospesi per causale Covid-19. Da luglio 2020 ricorre a FSBA. A fine agosto il socio accomandatario decede. La società perde la qualifica artigiana. Il socio comandante nomina un amministratore provvisorio della società per ricostituire la pluralità dei soci. Per l'integrazione salariale dei dipendenti, come si deve procedere? Sino al 31 agosto copre FSBA e poi va presentata domanda di CIG ordinaria all'INPS? La risposta è che va presentata domanda di CIG ordinaria se il nuovo inquadramento aziendale pone l'azienda nell'ambito di applicazione della CIG ordinaria, perché potrebbe essere eventualmente anche, ma non ricorrerebbe il caso in questo esempio, un altro l'ammortizzatore. Ad esempio, se avesse più di 5 dipendenti potrebbe accedere eventualmente al FIS. Quello che è importante vedere è se il nuovo inquadramento aziendale fa ricondurre l'azienda nell'alveo di applicazione della CIG ordinaria. Veniamo ora all'argomento dei licenziamenti e dell'accesso a NASPI.
Si chiede se con un accordo aziendale l'azienda può procedere ai licenziamenti e in questo caso potrebbe essere prospettata la soluzione di accesso a NASPI per i dipendenti cessati. Su questo punto interviene l'articolo 14 al terzo comma del decreto legge 104 che prevede anche la possibilità per l'azienda di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale che incentiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente a quei lavoratori che aderiscono a questo tipo di accordo collettivo aziendale. In questo caso, per questa fattispecie, così come enucleata dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto 104, a questi lavoratori è riconosciuta la NASPI. Termina qui questa carrellata sui vari quesiti. Passo la parola ai relatori successivi. Grazie dottoressa, gli spunti sono stati veramente molti sia nella relazione che nelle risposte ai quesiti, per cui la ringraziamo per le precisazioni che è riuscita a fornire. Passerei alla seconda relazione sugli esoneri contributivi e sull'altro tema molto atteso, sospensione e rateizzazione dei versamenti. Cedo la parola alla dottoressa Susanna Servile, dirigente responsabile aree entrate contributive e vigilanza della direzione regionale dell'INPS. Prego dottoressa. Buongiorno a tutti, scusate che metto in condivisione le slide. Ecco fatto. Allora, scusatemi perché io continuo a vedere me stessa. Noi vediamo tutto, ecco, vediamo anche le slide. Perfetto, eccola qua. Sì, dovrei esserci riuscita. Ci siamo. Allora, buongiorno a tutti, scusate, ma la piattaforma c'è nuova. Buongiorno a tutti, cercherò di contenere i tempi perché l'argomento della collega era effettivamente l'argomento con la A maiuscola e era giocoforza, già lo sapevamo che avrebbe sicuramente richiesto più tempo del previsto. Cercherò di essere sintetica per quanto possibile. Io mi occupo, come mi è stato chiesto, di due argomenti che riguardano prettamente l'obbligo contributivo dell'azienda. Quindi esoneri contributivi e sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi. Ho scelto volutamente di invertire l'ordine di trattazione rispetto a quello che mi è stato proposto, perché ritengo che sia più utile per tutti seguire proprio la filiera temporale degli eventi. Prima abbiamo avuto nell'immediatezza dell'avviarsi della pandemia la sospensione e successivamente abbiamo, come diceva l'avvocato Megali, abbiamo avuto questa quasi sorpresa col decreto legge 104 del 14 agosto di vedere questi esoneri contributivi che sappiamo tutti, voi lo sapete bene, non sono mai facili e infatti, lo dirò a breve, ancora non abbiamo una situazione del tutto chiara rispetto a quelle che sono a quella che è la concreta applicazione di questi esoneri. Partirei quindi nella mia trattazione dal tema della sospensione dei versamenti contributivi e rateizzazione dei successivi versamenti. Premetto che ho preparato alcune slide, adesso le scorreremo, era già deciso che ovviamente non le avrei scorse tutte perché ho dedicato più di una slide, nell'auspicio che ciò possa essere utile, a sintetizzare quelle che sono state le varie
sospensioni, quindi tipologia di azienda e termine finale della sospensione contributiva, che si sono susseguite nel tempo, perché effettivamente una delle caratteristiche fondamentali, secondo me, proprio della sospensione dei contributi che noi abbiamo visto molto presto è stata decisa dal governo, è, vista soprattutto col senno di poi, vista oggi, è la quasi, passatemi il termine poco corretto, alluvionalità di questi interventi. Probabilmente se il contesto non fosse stato particolarmente concitato, si poteva essere più razionali nella definizione normativa delle varie tipologie di sospensione. In realtà credo che comunque dobbiamo dare atto, e qui no, ovviamente consentitemi, non esprimo un giudizio politico assolutamente, però ritengo che si debba dare atto che fin da subito il governo, quindi il legislatore, poi ha proceduto a utilizzare questa forma di sostegno, passatemi il termine, per le aziende che risiede nella sospensione nell'immediatezza. Io nelle slide chiaramente non mi soffermo su queste, però poi le vedrete se l'avvocato Megali riterrà utile di condividerle. Ho preparato proprio veramente 2 slide di contesto di riferimento, perché volevo che fosse evidente, volevo condividere con voi un dato che secondo me è importante. Noi Veneto, insieme con la Lombardia, andiamo in lockdown, si crea la prima zona rossa a febbraio, il 21 febbraio di quest'anno. Purtroppo noi abbiamo Vo e Euganeo, così come la Lombardia ha Codogno e altre zone. Quello che è, da qui poi lo sappiamo, l'ho sintetizzato, ma non è questo che voglio farvi vedere, andiamo immediatamente in crisi da epidemia Covid e si succedono chiaramente tutta una serie di eventi che portano alla legislazione di emergenza. Ma quello che mi interessa farvi sottolinearvi è che il primo atto legislativo che viene subito posto in essere dal governo e che contiene la prima sospensione del versamento dei contributi è già il DL 9, il decreto legge 9 del 2 di marzo. Chiaramente ci riferiamo alle sole zone rosse, quindi Vo Euganeo per noi, però già il 2 di marzo iniziamo a parlare di sospensioni. Ora, chiaramente nel trattare, diciamo, adesso passo, questa era una precisazione che volevo fare perché è vero, e adesso lo vedremo veramente in maniera sintetica, che se guardiamo oggi indietro e vediamo le varie tipologie di sospensioni, quindi le diverse fattispecie aziendali, i diversi termini più volte prorogati peraltro, probabilmente vediamo un quadro, anzi direi sicuramente vediamo un quadro confuso. In realtà però dobbiamo tenere conto che l'intervento è avvenuto subito. Questo per dire che cosa? Che effettivamente la situazione è quantomeno confusa, la situazione dei vari termini che si sono sovrapposti. Ma ora quello che mi interessa invece analizzare, dopo aver molto sommariamente ragionato sulle varie fattispecie, è la disciplina delle modalità dei versamenti non effettuati per la sospensione, perché in realtà il problema nostro oggi è questo. Sicuramente ancora qualche incertezza rispetto a chi poteva fruire della sospensione, probabilmente ce la stiamo trascinando dietro perché effettivamente, nonostante chiaramente tutto ciò che in particolare la vostra categoria ha fatto per stare vicino alle aziende, effettivamente le normative si sono succedute in maniera abbastanza complessa.
Purtuttavia in questo momento, e lo vedremo, abbiamo un problema rispetto alla sospensione, che è proprio la disciplina delle modalità dei versamenti non effettuati per sospensione. Per cui, prima di entrare nel merito di questo tema e analizzare quindi le indicazioni operative, sia pure chiaramente per sommi capi, che sono state fornite da diversi messaggi Hermes a partire dal 1° del 20 luglio, volevo semplicemente farvi vedere che ho preparato delle slide che adesso non sto chiaramente a illustrare, dove ho sintetizzato sostanzialmente la normativa in materia, eccola qua, la principale normativa in materia di sospensioni contributive con le circolari INPS di riferimento. Vi è tutto noto, però credo che possa essere utile magari a qualcuno rivederle. Stessa cosa, e anche qui non mi soffermo, ho cercato di sintetizzare in una tabella le fattispecie principali previste di sospensione, previste in questo caso dal decreto legge 9 e dal decreto legge 18, il Cura Italia, che è quello che chiaramente estende tutta una serie di non solo disposizioni in materia chiaramente previdenziale, ma in materia ben più ampia a tutta Italia, perché non dimentichiamoci che appunto il decreto Cura Italia, il decreto legge Cura Italia, che è del 17 marzo, è sostanzialmente il decreto legge del lockdown integrale. Anche qui vado oltre, però a me personalmente è stato molto utile rimettermele in ordine davanti tutte queste varie sospensioni, perché sono molto complesse. Ancora, ma anche questo lo cito e non mi soffermo, molto interessante è l'articolo 61,2 del decreto legge 18, la cui formulazione originaria è stata poi integrata in sede di conversione, dove vi è tutta l'elencazione, vedete molto lunga, di tutta la tipologia di soggetti che possono fruire talora con diverse scansioni temporali della sospensione. Un'altra ipotesi molto interessante, direi, prevista dal decreto legge 23 è praticamente la sospensione per quelle aziende che hanno compensi non superiori o superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, per cui viene strutturato anche qui una sospensione diversa nell'ammontare, chiaramente specifica. Ecco, invece adesso arriviamo a quello che secondo me è l'argomento rispetto alla sospensione dei contributi. La sospensione dei contributi c'è stata. Il problema è ora il riavvio dei pagamenti, perché chiaramente l'economia è uscita profondamente toccata dalla pandemia, e le notizie di questi giorni ci dicono che siamo ben lontani dall'aver raggiunto una situazione di equilibrio. L'economia soffrirà ancora molto, e quindi prima ancora dell'economia chiaramente la società, perché i contagi sono quelli che conosciamo tutti. Quindi questo è l'argomento oggi rispetto alle sospensioni, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, che, attenzione, inizialmente si era detto che doveva comunque essere versata, l'evolversi delle varie normative in parallelo con l'evolversi della crisi da emergenza sanitaria, aveva anche previsto che non vi fosse il versamento neppure per questi. Viene prorogato e questa è la data che ci interessa, col decreto legge numero 34, poi convertito nella legge 77 del 17 luglio,
viene prorogata alla data del 16 settembre. Finalmente abbiamo una data unica. Dal 16 settembre riprendono i versamenti dei contributi sospesi. La norma che fissa appunto il decreto legge 34, che fissa la ripresa dei versamenti a decorrere dalla data del 16, prevede la possibilità o di un pagamento in unica rata, quindi di un pagamento integrale, oppure di una rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro la data 16 settembre in cui doveva essere fatto da chi poteva farlo o voleva farlo il pagamento unico. In ogni caso non vi è applicazione di sanzioni o di interessi. Quindi diciamo che la data del 16 di settembre va a livellare tutta una serie di date di scadenza che per certi versi, io ho citato un esempio ma ce ne sarebbero altre, società sportive portate al 30 giugno, che comunque erano state nei fatti in parte differenziate. La proroga riguarda chiaramente tutta una serie di tutti quelli che sono praticamente le varie sospensioni. Qui li ho esemplificati, ma ritengo che si possa tranquillamente procedere, perché ciò che mi interessa evidenziarvi invece è quanto disposto dall'articolo 97 del decreto legge 104 dell'appunto 14 agosto, il cosiddetto decreto agosto, che ha posto una ulteriore possibilità rispetto alle disposizioni del precedente decreto legge 34, consentendo che sia possibile rateizzare ulteriormente il pagamento dei contributi in precedenza sospesi. Quindi praticamente è possibile suddividere quanto dovuto per contributi sospesi in 2 tranche, un primo 50% o in un'unica soluzione entro il 16 di settembre, oppure fino a un massimo di 4 rate di pari importo, quindi rateizzando, con il versamento della prima rata entro il 16 di settembre. La seconda tranche, il secondo 50%, invece, in base all'articolo 97 del decreto agosto, può essere versato anche qui senza applicazione di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, tutti di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 di gennaio del 2021, perché per coloro i quali scelgono di rateizzare in 4 rate a decorrere dal 16 di settembre il primo 50%, quindi la prima tranche, a questo punto vi è una continuità di rateizzazione. Tutto questo viene disciplinato in 3 messaggi Hermes di riferimento, ve li ho elencati, li conoscete molto bene, il 2871 già del 20 luglio, il 3274 che fa riferimento ovviamente è successivo al decreto agosto del 9 settembre e da ultimo il 3331. Non mi soffermo sui contenuti di questi messaggi che sono molto tecnici, danno codici, danno indicazioni specifiche. Ho fatto alcuni brevi cenni, in questa sede volevo appunto fermarmi a questi cenni. Il messaggio 2871 che chiaramente fa riferimento alla prima modalità e all'epoca unica di rateizzazione, quindi o una rata o 4 rate di pari importo, dà tutta una serie di specifiche, fornisce i codici, differenzia aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, committenti per la gestione separata, è dettagliato. E specifica che l'istanza di sospensione necessaria può essere proposta entro il 30 di settembre, nonostante rimanga ferma la prima rata, il primo pagamento, diciamo il termine del pagamento al 16. Su questo termine del 30 ritorno tra pochissimo.
Il messaggio 3274 ci interessa molto perché chiaramente, a parte specificare meglio alcune istruzioni operative per alcune fattispecie aziendali, ma adegua le istruzioni operative alla nuova rateizzazione del decreto agosto. E poi, e questo è interessante, disciplina praticamente la ripresa dei versamenti per le dilazioni amministrative concesse dall'istituto, che chiaramente erano assolutamente sospese e dal 16 ed è previsto in questo messaggio che debbano essere riattivate come rate a decorrere dal 16, per cui sostanzialmente dal 16 è prevista la ripresa dei versamenti correnti e le rate sospese la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale della sospensione dovranno essere versati in un'unica soluzione proprio entro il 16 di settembre. Quindi sostanzialmente qui c'è un maggior rigore. Qui praticamente si chiede che entro il 16 di settembre si effettui il ripianamento del non versato e ripartano i versamenti correnti. L'ultimo messaggio sul tema è il 3331, il famoso 3331 che specifica, perché sisicuramente c'era un po' di incertezza in quest'ambito, che specifica come l'istanza per la sospensione dei contributi possa essere presentata fino al 30 di settembre, ma il versamento rimanga fermo, il primo versamento, il versamento in un'unica soluzione al 16. E qui viene, secondo me, e vado a concludere il tema della sospensione dei contributi e della ripresa dei versamenti, qui ci sono però le questioni aperte. Voi lo sapete ben meglio di me perché le aziende le gestite direttamente, sicuramente il susseguirsi di norme ha comportato, per esempio, talvolta l'errata compilazione della domanda di sospensione può succedere, questo è normale, voglio dire, ma soprattutto ci sono state delle modifiche magari nella volontà, diciamo, della volontà di rateizzare quanto dovuto, magari modifiche dopo che la domanda era già stata inviata. Allora, su questo, anche se non è stato emesso dall'istituto un apposito messaggio, la procedura è stata lasciata aperta fino al 30 di ottobre ed è stata inserita la possibilità descritta nel manuale di modificare le istanze già presentate. È un argomento tecnico, non è l'unico argomento tecnico sicuramente appeso e che dovrà essere chiarito nei prossimi mesi, però questo è un argomento importante perché ce lo chiedete voi, ce l'hanno chiesto anche direttamente, poche ovviamente aziende, perché normalmente le aziende si rivolgono a voi e poi voi rappresentate le criticità. A noi chiaramente ci è stato chiesto, vorrei modificare la richiesta di rateizzazione piuttosto che. Questo adesso si può fare. L'altro problema grosso, normativo, su cui credo non sarà facilissimo da parte del Ministero, a cui chiaramente l'Istituto si è rivolto per avere indicazioni, è la disciplina della rateizzazione parzialmente adempiuta. Noi siamo di fronte sostanzialmente a quella che si potrebbe definire una dilazione. Non è una dilazione concessa dall'istituto, è una dilazione concessa per legge, per cause eccezionali, eccetera. Quindi non è ipotizzabile di default applicare le regole delle dilazioni amministrative che concede l'istituto e quindi per esempio la revoca della dilazione a fronte delle durate non adempiute, però una regolamentazione del parziale adempimento o dell'inadempimento totale, ma diciamo che in linea di massima
io voglio ipotizzare un parziale inadempimento da parte di qualche azienda, ed è ben possibile, una disciplina va trovata, perché chiaramente l'esempio tipico che si può fare è come influiscono le rate più consistenti, quelle diciamo le 4 rate del primo 50%, come influiscono sulla rateizzazione del secondo 50%. Questo è un argomento che ha l'attenzione della nostra Direzione Centrale Entrate, ed è un argomento che a breve si spera possa portarci delle novità. Io sulle sospensioni mi fermerei qua. Chiaramente resta quello che diceva anche all'inizio il direttore regionale, poi ribadito dalla dottoressa Ballarini: se vi sono domande, richieste, tramite il coordinatore della consulta dei presidenti, dei vostri presidenti, noi siamo qui chiaramente per rispondere. Io non ho ricevuto nessun tipo di domanda su questo tema, per cui non rispondo, perché non ho avuto domande nelle domande raccolte per questo evento. Passo invece agli esoneri contributivi. Gli esoneri contributivi del decreto legge 104 sono di 4 tipologie distinte. Una ci interessa di meno per una questione di collocazione geografica, però ritengo corretto quantomeno evidenziarla. Gli esoneri sono quello di cui è l'articolo 3, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, dove per trattamenti di cassa integrazione sono quelli di cui all'articolo 1 del decreto legge 104, quindi le ulteriori 9 più 9 settimane, quelle sganciate diciamo, dalle settimane precedenti, come prima ha ben illustrato la collega. Un altro, poi entrerò ovviamente sinteticamente nel merito. Un altro esonero è previsto dall'articolo 6 e è dato dall'esonero per assunzioni a tempo indeterminato. L'articolo 7 prevede l'esonero per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali, un settore che per noi è importantissimo. Quindi l'articolo 7 sicuramente per noi è di estrema attenzione. E poi c'è, l'ho citato, ripeto, per la completezza, l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, cosiddetta decontribuzione sud. L'ho inserita nelle slide, non la tratterò diciamo, per guadagnare un po' di tempo a beneficio degli altri relatori, però effettivamente esiste. E preciso fin da subito che tutti questi esoneri, tranne l'esonero di cui all'articolo 6, si configurano come aiuti di Stato, quindi sono soggetti a quello che chiaramente è l'autorizzazione della Commissione europea. Autorizzazione che è arrivata nei giorni scorsi per l'esonero di cui all'articolo 27, l'unico che da noi non verrà applicato. Passo a una sintetica trattazione di questi esoneri. Controllo il tempo, sì, ancora 5-10 minuti, quindi posso andare avanti. Allora, esonero articolo 3. Esonero articolo 3 è quell'esonero per cui abbiamo già stata pubblicata una circolare INPS, la circolare 105, che è stata emanata in data 18 settembre. Qui siamo in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea e quindi in questo momento non può uscire il messaggio Hermes con le indicazioni operative. Si riferisce a datori di lavoro privati
esclusi i datori di lavoro agricoli, che non debbano richiedere per fruire di questo esonero le 9 più 9 settimane di integrazione salariale, quindi CIGO, assegno ordinario, cassa in deroga, di cui all'articolo 1 del decreto legge 104, quindi quello che si va a collocare, quelle 18 settimane che si possono collocare dal 13 luglio al 31 dicembre. E debbono, per chiedere questo esonero, questi datori di lavoro, aver già fruito di queste integrazioni salariali nei mesi di maggio e di giugno, quindi col vecchio regime. È possibile poi, questa è un'altra ipotesi, è possibile che ne fruiscano quei datori di lavoro che chiedono periodi di integrazione salariale collocati anche parzialmente dopo il 12 luglio del 2020, e sapete che questo è un caso particolare, l'ha illustrato anche la collega prima. La durata è di 4 mesi ed è fino al 31 dicembre 2020, e qui chiaramente abbiamo comunque questa situazione per cui il termine temporale è al 31 dicembre, ma non abbiamo ancora l'autorizzazione. Il quantum è descritto chiaramente. L'esonero è pari all'ammontare della contribuzione a carico datore non versata per il doppio delle ore di CIG fruite nei mesi di maggio e giugno. Poi questa retribuzione va riparametrata su base mensile e comunque bisogna rispettare la capienza mensile dei contributi dovuti. Quindi se facendo questa operazione doppio delle ore di CIG fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 moltiplicata per la contribuzione a carico del datore di lavoro e riparametrata su base mensile, andiamo a eccedere i contributi che debbono essere versati mensilmente, chiaramente ci fermiamo a quanto dovuto. Non va considerata la contribuzione INAIL nel computo, è esclusa. Ovviamente, trattandosi di un esonero, è condizionata al rispetto delle norme generali, il decreto legislativo 150 del 2015, ma questo fa parte delle cose scontate. L'altro vincolo fondamentale è il vincolo al divieto di licenziamento individuale e collettivo per giustificato motivo disposto dall'articolo 46 del decreto legge 18, successivamente prorogato. La conseguenza è che in caso di violazione si ha la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva, non solo, ma si ha anche l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. Un'altra cosa molto importante che viene chiarita nella circolare 105, perché nella norma non è specificata, è che i presupposti per fruire dell'esonero vanno verificati rispetto alle singole matricole INPS, quindi matricole aziendali. Quindi il concetto di datore di lavoro non è un concetto ampio, ma è un concetto diciamo che va calato nel quadro in cui ci muoviamo, e quindi si fa riferimento alle singole matricole INPS che sono, lo sappiamo, attribuite in ragione del diverso inquadramento previdenziale, proprio perché questo è il modus in cui si è operato rispetto al sostegno alle aziende da Covid. La conseguenza è che laddove la norma, siccome la norma chiede al datore di fare una scelta fra l'esonero e gli strumenti di integrazione salariale, la scelta potrà essere operata a fronte dello stesso datore di lavoro per singola unità produttiva. Chiudo l'esonero articolo 3, appunto rammentando che, l'ho già detto, è un aiuto di Stato soggetto, siccome ha una platea selezionata, è una fattispecie selettiva e soggetta a autorizzazione della Commissione europea, a cui seguirà un messaggio con indicazioni operative. È compatibile con altri esoneri e anche con la fruizione di integrazioni salariali no Covid ed è a budget predeterminato. Articolo 6. L'articolo 6 non è un aiuto di Stato, è rivolto alla individualità,
alla collettività dei datori di lavoro, a tutti i datori di lavoro privati, anche qui a esclusione di quelli agricoli, e non è soggetto quindi ad autorizzazione della Commissione europea. È un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, sempre con esclusione dei contributi dovuti all'INAIL, per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato o la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato entro fine di quest'anno. E il periodo è anche qui contingentato, massimo 6 mesi dall'assunzione, importo massimo di esonero, i famosi 8.060 euro da riparametrare. Non si può applicare, questi sono esclusi, contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico e neppure quei lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione, perché chiaramente questo costituirebbe un elemento non ammissibile. Anche qui budget predeterminato. Ieri ho fatto ovviamente qualche telefonata per avere chiaramente la possibilità di darvi le notizie più recenti, più fresche sugli argomenti che mi erano stati assegnati. La circolare relativa è stata approvata dal Ministero ed è di prossima pubblicazione. La questione aperta, qui l'unica questione aperta è se effettivamente è il tema della compatibilità con l'articolo 31,1 lettera C del decreto legislativo 150 del 2015. Qui sì, è l'unico aspetto che ancora non è chiarissimo. INPS è favorevole alla compatibilità con le sospensioni per causale Covid, perché Covid è un evento oggettivamente non evitabile. Però credo che ormai qui siamo veramente arrivati a vedere, diciamo, la circolare applicativa tra pochissimo. Esonero l'articolo 7 è un di cui sostanzialmente, è un di cui una specifica dell'esonero di cui all'articolo 6, però questo aiuto di Stato mirato, platea selettiva di datori di lavoro privati del solo settore turistico o stabilimenti termali. Quindi si estende l'esonero di cui all'articolo 6 con medesime modalità, medesima escursione temporale, in questo caso per l'assunzione di lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, o per trasformare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Massimo 3 mesi, 8.060 euro da riparametrare su base mensile. Anche qui budget già predeterminato, aiuto di Stato in attesa di autorizzazione Commissione europea. La circolare è stata approvata dal Ministero, siamo in attesa della pubblicazione, dovrebbe essere molto vicina. Tralascio l'esonero articolo 27, quindi decontribuzione sud, anche qui aiuto di Stato, quindi, però qui abbiamo l'autorizzazione, mentre la circolare è all'analisi del Ministero. E vado ai quesiti, così chiudo coi quesiti e ho ricevuto 2 quesiti sugli esoneri. Il primo è se in materia di esonero contributivo per assunzioni effettuate dopo il 15/08 debba verificarsi un incremento occupazionale per aver diritto all'esonero. Se affermativo, che periodo va considerato, eccetera. Allora, su questo non è scritto da nessuna parte che vi debba essere un incremento occupazionale. L'articolo 6 non vincola l'incentivo all'incremento occupazionale netto, quindi tra l'altro cioè, riguardando tutti i datori di lavoro non determina un vantaggio a favore di talune imprese, quindi noi riteniamo che non si debba porre un problema di questo tipo. La seconda domanda è quale sia la modalità di calcolo nel caso in cui, per l'esonero di quell'articolo 3, in cui l'azienda, oltre a anticipare la CIG, abbia anche erogato retribuzioni integrative per assicurare al lavoratore la medesima retribuzione
come avesse chiaramente preso lo stipendio intero e quindi non la cassa integrazione. Su questa dobbiamo rispondere che la base di calcolo è e resta quella della norma, secondo noi non è possibile, visto il testo, considerare nel calcolo eventuali retribuzioni integrative. Io sono stata non breve come volevo, però ho fatto il possibile per contenere i tempi. Chiaramente ribadisco, noi siamo qui per qualunque tipo di approfondimento e mi sento di dire anche che sugli esoneri di cui al decreto legge 104 probabilmente degli approfondimenti andranno fatti, non adesso, non appena usciranno le circolari di cui ho parlato. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguo di lavori. Grazie dottoressa, lei giustamente all'inizio del suo intervento ha parlato di una legislazione dell'emergenza con carattere alluvionale. Questa legislazione dell'emergenza ha anche la caratteristica di avere delle norme farraginose di difficile lettura e la ringraziamo perché con il suo intervento ha reso la lettura più agevole e quindi ci ha aiutati nell'interpretazione delle norme. Grazie ancora. Passerei la parola al nostro consigliere nazionale, il dottor Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi, che siamo abituati a leggere e a sentire in tutti i nostri convegni, al quale è stato assegnato un tema che si ripercuote spesso nella nostra attività, perché stiamo parlando dei contratti a termine. È un istituto su cui il legislatore interviene spesso, non dico negli ultimi anni, negli ultimi mesi, negli ultimi giorni interviene ripetutamente. Quindi chiedo a Massimo Braghin di parlarci delle novità in materia di rinnovo e proroga dei contratti a termine. Grazie Massimo, a te la parola. Grazie Innocenzo per l'astis che mi hai fatto sui contratti a termine, però volevo partire prima ringraziando sicuramente tutta l'organizzazione di questo evento, con te dottor Pone, per le relazioni che sono state fatte in modo egregio e lucido dal dottoressa Servira e dottoressa Ballarin su degli argomenti che sicuramente non sono di facile portata. Questo lo posso dire perché facendo parte poi del tavolo tecnico INPS Roma del CNO, e per questo vi porto i saluti dell'intero CNO nazionale. Su queste questioni veramente sono maturate dopo tanti tavoli tecnici. Devo dire però che la collaborazione che noi abbiamo avuto sul territorio, quindi con l'INPS del Veneto, è stata fattiva e i risultati si vedono. Poi tra l'altro il dottor Pone li aveva anche accennati all'inizio, ma io non faccio altro che confermarli, perché poi quando ci si trova un tavolo e si fanno i monitoraggi territoriali su tutto il territorio nazionale, io veramente mi sento un fortunato, perché la situazione del Veneto è sicuramente una delle situazioni migliori che si possono trovare in Italia. Non abbiamo quei numeri di arretrati, di situazioni ancora lì in sospeso così che hanno alcune regioni. Noi finora siamo andati molto lisci, con i pro e i contro che ci sono stati logicamente all'inizio della pandemia, ma questo è stato frutto di una collaborazione continua che abbiamo avuto sul territorio, e io questo vorrei continuare a farlo, che deve essere una collaborazione sistematica. Le criticità arrivano dal territorio, arrivano dallo studio professionale, per il suo caso tipico che magari è solo lui, per una criticità che poi sfocia in qualcos'altro. Quindi io chiederei ai numerosissimi colleghi, vedo siamo quasi 800 partecipanti collegati, ma non credo siano solo 800, perché tutti i colleghi consulenti così avranno a fianco perlomeno un collaboratore o due che sta seguendo questa diretta, e per contenere una simile platea di uditori ci vorrebbero delle sale di 2000-2500 posti per rispettare poi il distanziamento sociale. Quindi faccio un appello sempre di segnalare le criticità che trovate in qualsiasi ambito. Adesso qua siamo in un convegno che lo stiamo facendo con l'INPS, ma potrebbero essere INADI, Agenzia Entrate e tutto, segnalarlo ai vari consigli provinciali dell'ordine, che dopo verranno raggruppate attraverso il coordinamento della consulta dei presidenti dei consulenti del lavoro del Veneto, che sta lavorando veramente in modo egregio, e per questo mi sono veramente orgoglioso
rappresentare questa regione. Devo dire un'altra cosa, sì, che il decreto 104, il decreto legge 104 in qualche modo ha tirato fuori tante castagne dal fuoco. Io adesso mi andrò a occupare dei contratti a termine, però per quanto riguarda anche la cassa integrazione, quindi normando nuovamente gli esoneri contributivi, azzerando il passato su quei resti che non riuscivamo proprio più a sopportare, a compatire, quindi ha fatto una sanatoria su quello che era il passato, ha riaperto, diciamo, la strada a un 9+9 che è una situazione pulita, ecco, salvo gli inconvenienti e i quesiti che sono stati posti, ma sono stati, c'è stata la risposta fatta in modo sicuramente egregio. Voi sapete che i consulenti del lavoro hanno presentato circa il 90% delle casse integrazioni in tutta Italia, quindi il monitoraggio ce l'abbiamo noi in mano e le criticità ce le abbiamo noi. Noi ad ogni tavolo tecnico cerchiamo di portare avanti quali sono le criticità e cercare di risolverle il prima possibile. Vi posso assicurare che la battaglia per avere la circolare 115 è iniziata molto tempo prima e si è finita un'ora prima della mezzanotte del 30 di settembre. Il problema qua non è arrivare prima o dopo, il problema è quello di essere affiancati. Noi pretendiamo di essere affiancati dalle istituzioni per poter fare bene il nostro lavoro. Non dobbiamo fare corse e gare con nessuno, assolutamente, però vogliamo essere tranquilli e fare bene il nostro lavoro. Non dobbiamo sempre trovarci all'ultimo con il patema abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, l'SR 41 non l'ho spedito nei 30 giorni, quindi devo pagare io così, dopo alla fine si è sanata. Certo, sono tutte criticità che abbiamo portato sul tavolo e si sono sanate. Ultima, la proroga che abbiamo visto al 31 di ottobre. Quindi questo è frutto di un lavoro collettivo e per questo abbiamo bisogno veramente di tutti i nostri colleghi sul territorio. La collaborazione con le istituzioni è ottima, è ottimale nella nostra zona perché, non dico quotidianamente o quasi, ci interfacciamo con i funzionari dell'INPS della nostra regione, sia le sedi territoriali provinciali che quelle regionali, e su questo veramente tanto di cappello. È vero che c'è tanto ancora da fare, perché non è che la 115 ci ha risolto tutti i problemi, ce ne sono ancora di problemi, abbiamo tante cose in sospeso, come diceva la dottoressa Servile prima, manca una circolare sull'articolo 3, manca la circolare sull'articolo 6, sull'articolo 27, manca la circolare Io Lavoro, quelle del bonus sud e MIT, manca la circolare sulla forza aziendale, manca una circolare sulla malattia Covid, articolo 26. Ho citato quelle che mi sono venute in mente, tanto poi al prossimo tavolo tecnico le rimetteremo poi anche queste sul piatto per vedere di portarle avanti. Con tutte quelle sono le criticità di operatori, di consulenti del lavoro, ma operatori che nei loro studi fanno con mano, testano con mano tutte quelle che sono le nuove procedure. Quindi il 104 ha sanato tutto quello che gli altri decreti avevano fatto in un modo anche superficiale e in un modo anche farraginoso, quindi con tanta ma tanta confusione. Spero solo che questo non implichi delle conseguenze per il futuro relativo a questi primi periodi e ce lo auguriamo un po' tutti. Bene, mi calo sul mio argomento che mi è stato assegnato oggi, quindi quello che riguarda i contratti a termine derivanti dalla, faccio la presentazione se ci riesco, ecco qua, derivanti dal DL 104 del 14 agosto, quindi io andrò a trattare solamente l'articolo 8 che riguarda proprio tutta quella fase delle disposizioni in materia di proroga e rinnovo dei contratti a termine. Beh, devo dire che qua con un articolo semplicissimo, con un comma, hanno dato la possibilità, hanno dato una cartuccia e quindi un colpo in canna a tutte le aziende per usufruire di questa nuova possibilità di proroga dei contratti a termine esistenti, in barba, dico io, a tutto quello che è previsto dall'articolo
19 del DL 81 del 2015 e dell'articolo 21. Il comma sostituito è quello, il comma 1 è stato sostituito quello dell'articolo 93 del decreto legge 34 e non andava bene come era, quindi questo logicamente abbraccia quelle che sono le vere esigenze. Infatti ti dice, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga al 21, il 21 sapete benissimo che è quello che parla delle proroghe e dei rinnovi, ti dà dei blocchi, ferme restando la durata massima dei 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Io mi auguro che questa sia una disposizione che diventi strutturale, non una tantum fino al 31 dicembre. Lasciamo pure un colpo in canna alle aziende, che non è per le aziende, è una dotazione poi alla fine che ha quel lavoratore dipendente che rischia magari di perdere il posto. E quindi avere un qualcosa in più rispetto a quelle che sono le causali previste dall'articolo 19,1, che sono causali, che adesso qua per rinfrescarsi le rimettiamo qua, quelli dei punti A e B, che sono causali sicuramente inapplicabili e che fanno parte di altri mondi marziani, perché trovarci e calarci su queste tipologie di causali veramente ci vuole molta ma molta fantasia, a parte qualcuna che si può anche trovare. Quindi le causali logicamente hanno bloccato il diffondersi del contratto a tempo determinato, ma questo colpo in canna, questo dei 12 mesi nell'ambito dei 24 che possiamo usufruire fino al 31 dicembre del 2020, sicuramente va bene che ci sia, purché non ci siano le solite, non ci sia l'altra faccia della medaglia. Beh, allora si fa presto anche a specificare quali sono le condizioni. Le condizioni sono quelle qua che ho evidenziato in grassetto, quindi si dice fino al 31 dicembre l'arco temporale è in barba o in deroga all'articolo 21, si può prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi. Quando, e qua ci sono i vincoli, hai un colpo solo che lo spari una volta sola, la durata massima per quel lavoratore e per tutti i contratti a tempo determinato che ha fatto deve essere contenuta nei 24 mesi e soprattutto non c'è necessità dell'applicazione delle causali di cui all'articolo 19,1 del decreto legislativo 81/2015. Certo, questa è una normativa che va applicata anche ai contratti a termine a scopo poi di somministrazione. Il 21, per rinfrescarci l'idea, ci dice che un contratto può essere rinnovato, quindi qua parliamo di rinnovi solo a fronte delle condizioni dell'articolo 19,1, indipendentemente che siamo dentro o fuori i 12 mesi, quando c'è il rinnovo causale, la devi attaccare. Mentre la proroga richiede la causale solamente se sei fuori dai primi 12 mesi. Solo in questo caso sei tenuto ad indicare una causale. Se non lo fai, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente a tempo indeterminato, tranne per quello che riguarda tutto l'ambiente degli stagionali. Il 21 sulle proroghe rinnovi ci dice questa cosa qua, ci dice guarda che il contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Tu fai la quinta proroga, sei spacciato, il tuo contratto diventa a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Ecco che l'articolo 8 ti mette a disposizione la quinta proroga, perché sana tutto quello che c'era prima. Tu hai l'arco temporale da farlo necessariamente entro il 31 dicembre del 2020, quello che era successo in passato non conta più niente, tu puoi fare una proroga al massimo di 12 mesi e rimanere dentro nell'arco dei 24 mesi. Anche qua qualche criticità è sorta, adesso andiamo a vedere. Ecco, la domanda che si fa è questa, dice la disposizione permette la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto del periodo cuscinetto di quell'articolo 21 che abbiamo detto prima? In qualche modo leggendo abbiamo già risposto, leggendo alla
leggendo l'articolo 8 del DL 104, che dice in deroga al 19 e in deroga al 21, quindi la risposta è sì. E quindi possiamo dire che se il rapporto è stato già oggetto di 4 proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi. Questa è anche una risposta a un quesito che era arrivato che riguarda il periodo di malattia, quindi le proroghe che si susseguono sono 4, quelle previste dal 21, e tu hai a disposizione in questo caso la 5ª proroga. E poi ti dice sicuramente che è possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto, sempre che venga rispettata la durata massima dei 24 mesi. Quando parlo di periodo cuscinetto intendo i nostri stop and go, che ci sono sempre venuti bene gli stop and go, vi ricordate? Con l'81, poi col decreto dignità, eccetera. Sugli stop and go ci abbiamo lavorato molto. Gli stop and go è quello previsto dal comma 2 dell'articolo 21, che ti dice qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, oppure 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato e poi c'è dell'altro. Vabbè. Questo fatto salvo quanto prevede la contrattazione collettiva, sia di primo che di secondo livello. Ecco, questo dobbiamo sempre metterlo davanti. In questo caso, con l'articolo 8, andando in deroga a tutto quello che era il passato, non c'è assolutamente bisogno di rispettare gli stop and go. Quindi io posso adire a questa nuova disposizione sicuramente anche dal giorno dopo, da 3 giorni dopo, indipendentemente dalla durata di quello che era il contratto a tempo determinato iniziale. Bene, il termine del 31 dicembre del 2020, e qua bisogna ragionare bene, bisogna soffermarci. Questo è un termine, come dice la norma, quindi articolo 8,1, che modifica dell'articolo 93, scusate, del 34, dice è riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o rinnovo, intesi come durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo agevolato. Quindi quel termine serve solo a formalizzare una proroga o un rinnovo. Quindi formalizzare cosa vuol dire? Che ci sia il contratto, che ci sia la formalizzazione, quindi per iscritto la forma scritta, quindi datore di lavoro e lavoratore, quindi noi sappiamo benissimo che le proroghe vanno comunque accettate dal lavoratore, quindi fare una proroga a un lavoratore in cui si dice le confermiamo la proroga del suo rapporto di lavoro a tempo determinato scadente il 30 settembre fino al 31 di marzo del 2021, firmi la lettera per ricevuta, in realtà è incompleta, perché comunque potrebbe anche non essere d'accordo questo lavoratore, il giorno dopo viene a lavorare e non ha accettato la proroga. È chiaro che qua andiamo a scavare e trovare il pelo nell'uovo, però la norma ti dice che comunque la proroga deve essere accettata dal lavoratore, sempre e comunque. Il rinnovo è un contratto nuovo, un contratto normale, quindi chiaramente richiede le firme delle parti. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi. Certo, se lo faccio adesso, avevo già fatto 12 mesi prima, lo faccio ora che è l'8 di ottobre, posso fare 12 mesi fino al 7 di ottobre dell'anno prossimo, fatto salvo che complessivamente non deve essere superiore a 24 mesi. Ed è necessario stipulare, proprio come dicevamo prima, sia la proroga che il rinnovo entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi questa disposizione, essendo per sua natura sostitutiva della disciplina previgente per un arco temporale che muore il 31 di dicembre, ci consente di adottare la nuova proroga sicuramente oppure il rinnovo agevolato, anche quando il medesimo rapporto sia stato prorogato o rinnovato in applicazione dell'articolo 93 del DL 34. Quindi le famose prime proroghe che c'erano da marzo fino al 30 di agosto, per dire,
oppure quella che è venuta successiva dal 14 di luglio in poi fino al 14 agosto, ecco, questi comunque si possono fare, pur sempre nel rispetto logicamente della durata massima dei 24 mesi, e questo è il vincolo, massimo 24 mesi. Ma se io con un lavoratore mi ero mangiato le 4 proroghe nei primi 12 mesi, chiaramente non potevo più fare nulla. Adesso la quinta posso allungarlo di altri 12 mesi, per quello che dicevo prima, è una valutazione in capo al lavoratore più che dell'azienda. In questo modo viene salvaguardato un periodo, un posto di lavoro, logicamente. Ma, sono quelle cose che poi servono alla fine, perché parlando prima di cassa integrazione, apro una parentesi, la chiudo subito sul discorso delle seconde 9 settimane parametrate per non avere il contributo 18,9% al fatturato del primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, ma quelli sono parametrazioni che non hanno né capo né coda, scusatemi, e sono come quelle del bonus, dei bonus che abbiamo avuto, quindi dei fondi perduti, tutte queste cose qua, e quindi il fatturato di marzo-aprile rispetto a marzo-aprile dell'anno prima, o il fatturato del primo trimestre, eccetera. Da che mondo è mondo i conti si fanno alla fine, quindi se un'azienda ha avuto una perdita oppure un guadagno, quindi un fatturato maggiore o inferiore, lo si sa a fine anno, non durante con i bilanci infrannuali o dei fatturati infrannuali, non danno il senso del bisogno, perché noi potremmo avere ad esempio un'azienda che nel primo semestre del 2020 ha lavorato molto, quindi non ha avuto un decremento di fatturato rispetto all'anno prima, perché magari era in catena, quindi ha avuto la fortuna di lavorare, e si trova in difficoltà nel secondo semestre. Le prime 9 settimane se le becca come gli altri, ma le seconde 9 è costretto a pagare un 18%, non per colpa sua, perché è legato a questa tipologia di fatturato. Ma qua chiudo immediatamente il capitolo e vi dico che queste comunque sono disposizioni che fanno veramente comodo. Quindi questa proroga non impedisce di utilizzare la nuova proroga a causale. Ecco, la seconda parte dell'articolo 8 dice c'è l'abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 93 che prevedeva questo, la proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell'attività lavorativa causata dall'emergenza Covid. Ma sembrava un salvagente e invece era una pietra al collo, perché non sapevi come comportarti e come fare bene i conteggi di proroga di questi contratti. Per fortuna c'è stata l'abrogazione, quindi hanno sanato quel periodo che non va assolutamente ad inficiare su quello che riguarda le nuove disposizioni dell'articolo 8. Qua l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ci è venuto anche incontro con la nota 713 del 16 di settembre, e ci dice la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza suddetta disposizione, che ho detto prima, quindi 18 luglio 14 agosto, avevo sbagliato la data iniziale, era 18 luglio 14 agosto, va considerata neutrale in relazione al computo della durata massima dei 24 mesi del contratto a tempo determinato, anche ai fini di quanto disposto al nuovo comma 1 dell'articolo 93 modificato dall'articolo 8. Quindi va considerata neutrale, come neanche ci fosse stata, chi se ne frega. Cioè c'era quella, adesso dal 14 agosto, quindi è andato in vigore poi il decreto del 15 agosto, ha sanato anche quella parte, quindi non c'è bisogno assolutamente di fare conteggi su quello che prevedeva quell'1 bis. Ecco, sui contratti invece assistiti, quelli dell'articolo 19,3, che sicuramente tutti lo sanno a memoria, è quello che ti permette di fare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti della durata massima di 12 mesi, purché tu lo stipuli presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso che tu non rispetta questa procedura, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione. Ecco, dicevo, quando in caso di rinnovo del contratto a termine in deroga, quindi assistita oltre il termine di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva,
resta subordinata al rispetto delle condizioni chiaramente degli articoli 19,1 e 21 dell'81-2015. Qua c'è questa nota che ho portato come riferimento, la nota protocollo 8120 poi del 2019. Sui criteri di computo dovrebbe rimanere fatto salvo, anche per questi nuovi contratti a termine, dovrebbe essere fatto salvo l'articolo 27 dell'81-2015. Dico dovrebbe perché mancando ancora, una delle circolari che mancano, ma dovrebbe essere di prossima uscita, è quella sulla forza aziendale, da imputare poi nei flussi UNIEMES, come imputare le nuove forze aziendali, ma dovrebbe rimanere così. Quindi ai fini di applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, fatto salva diversa disposizione, per la quale sia rilevato il computo di dipendenti in forza del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi dirigenti impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei rapporti di lavoro. Dubbi e perplessità per concludere. Allora, la proroga del decreto di agosto è aggiuntiva alle normali facoltà riconosciute in via generale dalla normativa? Io direi di sì, perché comunque questa è una proroga speciale del decreto agosto ed è, come dicevo prima, un colpo che io posso sparare una sola volta per un periodo di tempo predeterminato, ma non può che essere aggiuntivo alle normali facoltà riconosciute in via generale dalla normativa. Quindi la normativa la metto da una parte e questo è un bonus che ci metto sopra e da qua riparto per la contrattazione a termine. Poi è possibile stipulare anticipatamente entro il 31 dicembre un atto di proroga o rinnovo di un contratto che ha la sua scadenza naturale nel 2021. Ecco, qua la norma non lo dice, però si capisce, perché qua qualche timore c'è alla luce di quello che era successo tempo fa con il decreto dignità, quindi nel 2018. Ecco, che lì si salvaguardava gli effetti di una proroga, cioè la data di scadenza. In questo caso invece la possibilità di stipulare anticipatamente entro il 31 di dicembre un atto di proroga o rinnovo di un contratto con scadenza successiva a tale data, quindi la formalizzazione che loro chiedono, quindi ti dicono di formalizzarlo entro il 31 di dicembre, chiaramente non ti dice quando scade, quando scadrà, quindi facendolo prima questo potrebbe far pensare di sì. Chiaramente se ci fosse un chiarimento sarebbe ancora meglio, però dalla lettura della norma sembrerebbe che questo fosse, diciamo, lo sbocco naturale. Quindi se io ho un contratto a termine che mi scade il 31 gennaio, posso rinnovarlo logicamente entro il 31 di dicembre di quest'anno e dargli, diciamo, quindi formalmente adempiuto entro il termine stabilito, faccio una proroga che deve rimanere entro i 12 mesi e comunque nell'ambito dei 24 mesi totali. Ho finito, grazie. Grazie Massimo, hai dato veramente tanti spunti su questo argomento, quindi ti ringrazio vivamente. 2 informazioni: le slide verranno messe a disposizione dei partecipanti, quindi appena possibile le invieremo. Le risposte ai quesiti che stanno arrivando nel corso di questo pomeriggio non possiamo per motivi di tempo fornirle subito, quindi anche queste verranno fornite nei prossimi giorni. Se si parlava di interpretazione difficile di alcune norme, è il caso proprio di dare la parola all'avvocato Aldo Tagliente per la sua relazione, perché la materia dei licenziamenti è uno di quei casi in cui il decreto legge cosiddetto agosto si presenta sicuramente di difficile lettura, in particolare l'articolo 14. Quindi prego avvocato Tagliente per la sua relazione. Buon pomeriggio a tutti. Come dicevi, avvocato Megali, in effetti la normativa sulla proroga del divieto di licenziamento presenta numerosi punti oscuri e numerosi dubbi interpretativi. Prima di affrontare i quali però vorrei cominciare con l'esaminare insieme a voi
un problema di fondo che è stato molto dibattuto proprio sulla legittimità dello strumento utilizzato dal legislatore. Se riesco a condividere le slide, mi dite se ce l'ho fatta. Sì, va benissimo, le vediamo bene. Ecco, non so se riuscite a vedere bene le slide. Le vediamo bene, grazie. Sì. Allora, vi dicevo, prima di affrontare il problema dell'analisi della normativa, voglio affrontare il problema di carattere più generale, di cui si è discusso molto, cioè quella della legittimità del divieto dello strumento, cioè del blocco dei licenziamenti, prorogato con il decreto legge 104. È stato posto da molti il problema come questa misura costituisca un vincolo pesante alla libertà di iniziativa economica, con dubbi di compatibilità sia con le norme della nostra Costituzione che con la normativa europea. Sotto questo profilo ritengo di dare non una risposta di carattere di politica economica, ma una risposta di carattere proprio giuridica. È vero che il divieto di licenziamento impone un sacrificio alla libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, ma è un sacrificio che forse alla luce delle previsioni contenute nel comma 2 dello stesso articolo 41, cioè che dispone, scusate un attimo, portate pazienza, ma che dispone il divieto di contrasto all'iniziativa economica con l'utilità sociale, del comma 3 che prevede che l'indirizzo e il coordinamento dell'attività economica possa essere affidato anche alla legge, ritengo che sotto il profilo della compatibilità del divieto di licenziamento, della proroga del divieto con la Costituzione, non ci siano grossi problemi. La Corte Costituzionale, proprio sulla materia del divieto di licenziamento, si è espressa da poco la sentenza 194 del 2018 relativa alla questione di legittimità costituzionale, l'articolo 3,1 del decreto legislativo 23/2015 proprio sui licenziamenti individuali. La Corte Costituzionale ha avuto modo di dire in questa sentenza che nella regolazione della materia del licenziamento si impone proprio un contemperamento tra i valori della tutela del posto di lavoro e della libertà di impresa. Quindi diciamo la strada è già segnata, purché ovviamente il divieto di licenziamento previsto dal legislatore non vada oltre i termini di ragionevolezza. In questo senso anche ci si pone il problema se sia compatibile questa proroga del divieto di licenziamento con l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che dispone appunto che la libertà di impresa è riconosciuta conformemente al diritto dell'Unione e delle legislazioni delle prassi nazionali. Inoltre con la direttiva 98/59 sulle libertà di impresa e la tutela del lavoro. In questo caso si è già pronunziata la Corte di Giustizia della Comunità Europea con la famosa sentenza Iraklis, che era relativa alla compatibilità con le norme della Carta fondamentale di una disposizione della legislazione greca che nel periodo di crisi aveva previsto che in ipotesi di licenziamenti collettivi, qualora non fosse stata raggiunta con un accordo sindacale, l'autorità amministrativa aveva la possibilità di vietare i licenziamenti. Con questa pronunzia la Corte di Giustizia dichiara illegittima la normativa del legislatore greco, affermando il principio che la libertà datoriale di procedere alla riduzione del personale può essere legittimamente limitata per finalità di interesse generale, ma le restrizioni devono essere comunque proporzionate, non potendo giungere al punto di verificare la sostanza stessa delle libertà di impresa. E poiché quella norma non prevedeva una fattispecie ben definita che consentiva all'autorità amministrativa nazionale di vietare i licenziamenti, la normativa è stata dichiarata non conforme al diritto comunitario. Però nella sentenza si legge uno spunto interessante, che le considerazioni attinenti al mantenimento dell'occupazione possono costituire, in determinate circostanze e certe condizioni, giustificazioni accettabili
per una normativa nazionale avente l'effetto di ostacolare tali libertà. E ritengo che la crisi pandemica possa essere ritenuta una giustificazione accettabile per il blocco dei licenziamenti, soprattutto alla luce delle nuove indicazioni previste dall'articolo 14 del decreto legge 104, che ha posto dei limiti a quello che in un primo momento era stato un divieto generalizzato di licenziamento, limiti e eccezioni che andremo ad esaminare. Per quanto riguarda gli effetti, possiamo dire questo: esaminando la nota trimestrale Istat sull'andamento del mercato del lavoro del settembre, relativa al secondo trimestre del 2020, emerge questo. Gli occupati sono in calo, vedete le cifre, 1.841.000 rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, è un meno 3,6% su base annua. Ma questi numeri sono composti essenzialmente da diminuzione di contratti a tempo determinato, diminuzione alla quale l'articolo 8 che è stato esaminato prima cerca di porre rimedio, e poi lavoratori indipendenti, autonomi, subordinati, partite IVA. Quindi il blocco di licenziamenti ha consentito di non far calare l'occupazione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche se sono calato il numero delle ore lavorate. Certo, la proroga non potrà durare all'infinito, perché anche per motivi di compatibilità con le regole costituzionali. Non sappiamo, e voi forse avete il polso delle aziende, cosa succederà quando il blocco terminerà, però sicuramente, unitamente agli altri aiuti alle imprese, il blocco di licenziamenti ha consentito di tamponare l'emergenza. La scelta del legislatore di agosto qual è stata? Quella di prorogare le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi individuali per giustificato motivo oggettivo con i primi due commi dell'articolo 14. Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi c'è il divieto di avviare le procedure di quegli articoli 4 e 5 della legge 223 del 91, cioè quelle per subito personale al rientro di CIG, e quelle dell'articolo 24 per i licenziamenti per imprese di più di 15 dipendenti, licenziamenti rivolti a più di 5 dipendenti. La sospensione delle procedure avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, con una sola eccezione, quella del cambio di appalto. Infatti il comma 1 fa salve l'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore o in forza di legge o di contratto collettivo nazionale o di causa del contratto di appalto. Quindi in questa ipotesi non opera il divieto di licenziamento, perché il personale viene assunto dal nuovo appaltatore. Il comma 2 disciplina invece il divieto di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 604/66, quindi parliamo di licenziamenti individuali, e le sospensioni delle procedure in corso di cui articolo 7 della medesima legge, cioè parliamo dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le imprese con più di 15 dipendenti, per i lavoratori assunti prima del contratto, dell'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti. Quindi sospensione di queste procedure che prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il divieto, più che una misura di una nuova regolamentazione delle giuslavoristiche, delle regole sul recesso, è una misura di politica economica che opera in continuità con le disposizioni sugli ammortizzatori sociali introdotte al decreto legge 104. L'articolo 1 che è stato esaminato con la dottoressa Ballerini si rifà espressamente alla precedente misura, articolo 19-22 quinques del decreto legge 18. Ci sono nuovi strumenti che sono stati esaminati dalla dottoressa Servile, cioè gli esoneri contributivi per il personale in forza e per le nuove assunzioni. Quindi anche come chiave di lettura interpretativa la proroga del blocco di licenziamenti va interpretata e letta nel contesto del sistema della disciplina emergenziale ed è espressione generale di un principio generale di solidarietà che ispira l'intero diritto dell'era Covid. Si tratta di una misura diretta a contenere gli effetti negativi dell'emergenza sul sistema economico nel suo complesso, cioè, come dicevo prima,
una misura di politica del mercato del lavoro, più in generale di politica economica, ma più che un intervento meramente lavoristico sulle regole del recesso. La legge parla di proroga, l'articolo 14 parla di proroga, ma si tratta di una proroga in senso atecnico, perché non è un mero slittamento della data di operatività del precedente divieto. Le nuove disposizioni, come vedremo, introducono invece, proprio anche per una compatibilità con i principi costituzionali, una limitata flessibilità del divieto, che è quella che il datore di lavoro non debba aver fruito integralmente di nuovi trattamenti di integrazione Covid o dell'esonero contributivo. Vedremo poi bene cosa comporta questa dizione. Prevede anche alcune eccezioni che esamineremo anche nel dettaglio, cioè il divieto di licenziamento non si applica nei ipotesi di cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente messa in liquidazione della stessa, di fallimento senza esercizio provvisorio. La novità più importante è quella che prevede anche un coinvolgimento delle parti sociali e quella di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione per i lavoratori che vi aderiscono. Erano 3 eccezioni che non erano previste nella precedente normativa che stabiliva un divieto generalizzato di procedere a licenziamenti collettivi individuali per giustificato motivo oggettivo. Il nucleo centrale delle disposizioni resta confermato, la regola rimane quella comunque che il recesso collettivo individuale resta precluso. È anche confermata, vedremo però con un ambito temporale diverso, una regola già prevista della possibilità di revoca del recesso intimato per giustificato motivo oggettivo con efficacia stunk con contestuale richiesta di cicli senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. Il primo problema sul quale si sono molto confrontati i primi interpreti di questa normativa è se si tratti di un divieto generalizzato oppure un divieto selettivo. L'articolo 46 del decreto legge 18, come abbiamo già detto, prevedeva un divieto generalizzato di procedere ai licenziamenti o di proseguire le procedure già iniziate. L'articolo 14 invece sembra muovere da una definizione dei datori di lavoro interessati al mantenimento del divieto, di cui sono destinatari, qui c'è il testo proprio della norma, lo leggete insieme a me, i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza da Covid-19 di cui l'articolo 1, ovvero dell'esonero contributivo di quell'articolo 3. Questo è il testo del comma 1, che viene richiamato al comma 2 per i licenziamenti individuali. Il dubbio che si sono posti i primi commentatori è se questa definizione sia idonea a ritagliare un ambito più ristretto del divieto rispetto a quello generale, oppure si riferisca soltanto a una diversa disciplina temporale di operatività del divieto. Per il divieto selettivo opera il dato letterale. La disposizione dell'articolo 14,1 individua come destinatari del divieto soltanto i datori di lavoro che decidono di avvalersi, ricorrendo ai presupposti, della cassa Covid ex articolo 1 oppure dell'esonero ex articolo 3, per il periodo di integrare fruizione del divieto. Secondo questa interpretazione rimarrebbero dunque sottratti al divieto di licenziamento i datori di lavoro che non avrebbero diritto ad accedere alla fruizione della cassa, ad esempio quelli che fruiscono di cassa integrazione per motivi non Covid, posto che sia possibile in questo periodo concedere cassa per motivi non Covid, concretamente possibile, dico. Oppure degli esoneri contributivi perché non hanno fruito della cassa nei mesi di maggio e giugno, perché questo abbiamo visto è uno dei presupposti per poter fruire degli esoneri contributivi. Secondo questa interpretazione, che è propugnata soprattutto dal professor Maresca, che però devo dire un'interpretazione in fondo forse minoritaria dai primi commentatori, i datori di lavoro che non potendo usufruire della cassa degli esoneri, oppure scelgono di non che pur potendo usufruire della cassa degli esoneri scelgono di non farlo, potrebbero procedere ai licenziamenti, decidendo quindi di rinunziare agli aiuti cassa Covid
o esoneri contributivi per avviare direttamente una ristrutturazione organizzativa procedendo al licenziamento del personale in esubero. L'opinione contraria, quella prevalente, è quella che invece si tratti di un divieto generalizzato. E qui conforta questa interpretazione il dato sistematico, che è quello che dicevo all'inizio, deve essere forse la chiave di lettura interpretativa di questa normativa. Il divieto di licenziamento, il licenziamento resta precluso, dice il comma 1 dell'articolo 14, resta una regola di applicazione generale. La flessibilità che viene data dall'articolo 14 sono flessibilità dal punto di vista temporale, in relazione all'effettivo utilizzo della cassa integrazione o dell'esonero contributivo sino alla loro integrale fruizione. Abbiamo visto 9 più 9 settimane per la CIG, 4 mesi di esonero contributivo. Per le imprese invece che scelgono di non fruire della cassa o che non fruiscono della cassa, non si avvalgono dell'esonero, il divieto procede fino al 31 dicembre 2020. In questo senso questa interpretazione sembra essere confermata dalla nota IL del 713 del 16 settembre del 2020, vedete il testo, secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il divieto di licenziamento opera per il solo fatto che l'impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili, e ciò sia quando ne abbia fruito solo in parte, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione. In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all'esonero del versamento contributivo di quello dell'articolo 3. Quindi, secondo interpretazione dell'INL, anche se il datore di lavoro non ha diritto o sceglie di non fruire della cassa o dell'esonero, non può in ogni caso procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, resta assorbita dal divieto generalizzato. Qual è l'interpretazione preferibile? Non sa me dirlo, la mia personale opinione è che quella del divieto generalizzato sembra l'interpretazione più coerente col sistema, e che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo valga come principio di extrema ratio soltanto per il datore di lavoro che abbia utilizzato compiutamente gli ammortizzatori sociali o l'esonero contributivo, mentre se non si passa prima da questi strumenti non è possibile procedere ai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo. I datori di lavoro che non hanno la necessità di avvalersi di questi strumenti, secondo questa interpretazione, contribuiscono alla complessiva operazione di solidarietà sociale mantenendo invariati gli assetti occupazionali sino alla fine dell'anno. La durata del divieto, questa è la flessibilità concreta introdotta dalla norma. Il divieto dura a seconda del momento in cui viene attivata la cassa integrazione o a seconda del periodo di godimento dell'esonero contributivo. In entrambi i casi la preclusione dell'avvio della ripresa delle procedure di riduzione del personale cessa al momento dell'esaurimento integrale della CIG o dell'esonero. Se si accede alla tesi del divieto generalizzato, che è quello che vi ho illustrato prima, per le imprese che non fruiscono né dell'uno né dell'altro strumento, il divieto verrà meno soltanto al 31 dicembre 2020, termine indirettamente ricavabile dalle disposizioni degli articoli 1 e 3 che lo pongono come momento ultimo della possibile fruizione di entrambi gli strumenti. E qui obiettivamente devo ammettere che c'è una contraddizione in questa lettura sistematica, perché si arriva al paradosso che il datore di lavoro che usufruisce della cassa CIG o degli esoneri può procedere ai licenziamenti in un termine antecedente di chi non ha usufruiti, perché la cassa Covid o gli esoneri possono cessare prima del 31 dicembre, quindi ritornerà operativa la possibilità di licenziare, mentre il paradosso è che il datore di lavoro che non ne usufruisce dovrà attendere fino al 31 dicembre 2020 per procedere a riassetti organizzativi licenziando il personale in esubero. Questa in effetti è una contraddizione
della disciplina, se si accede all'ipotesi che vi ho detto prima del divieto generalizzato. Esaminiamo le eccezioni al divieto. Le prime due sono di più semplice lettura. Il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività. In questo caso il divieto di licenziamento non opera, ovviamente, purché nel corso della liquidazione non si configuri una cessione di azienda, un trasferimento di azienda, o il trasferimento di ramo di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, che ovviamente, come tutti sappiamo, prevede la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario. Il divieto non si applica neppure ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa oppure sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto solo per un ramo di azienda, saranno esclusi dal divieto di licenziamento i settori non compresi nello stesso. L'eccezione più significativa introdotta all'articolo 14, la vera novità, sono gli accordi collettivi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, previsti all'interno del terzo comma dell'articolo 14. Si tratta in realtà di una deroga, tra virgolette, anomala, in quanto anche nell'operatività generalizzata del divieto di licenziamento in tempo di Covid, le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro o le dimissioni del lavoratore sono sempre stati possibili e praticabili. Ovviamente non davano però diritto alla NASPI. Il legislatore introduce una nuova fattispecie di risoluzione consensuale del rapporto che ha formazione progressiva. Nasce con l'accordo sindacale, che può incorporare anche una proposta irrevocabile e la quantificazione di un incentivo all'eso da parte del datore di lavoro, e si completa con l'eventuale adesione del dipendente che produce l'effetto estintivo del rapporto, senza che sia necessario che ciò avvenga in sede protetta, almeno dalla lettera della norma. La vera novità, il vero incentivo alla stipula di questi accordi sindacali è che i lavoratori che aderiscono è comunque riconosciuto il diritto alla NASPI. Questo riconoscimento costituisce una deroga alle previsioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 del 2015, che riconosce il diritto alla NASPI solo nei casi di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell'ambito della procedura protetta dell'articolo 7 della legge 604/66. Ma l'estensione diciamo che in analogia a questa fattispecie. I vari dubbi sono stati, dei primi interpreti sono stati chiariti dalla circolare 111 dell'INPS del 29 settembre, che appunto ha confermato che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che è oggetto di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro hanno diritto alla NASPI, sono tenuti in sede di presentazione della domanda ad allegare l'accordo collettivo aziendale e la documentazione che attesti la loro adesione all'accordo. Qui mi sono posto un dubbio interpretativo che vi sottopongo, sul quale non c'è ancora un chiarimento, che deriva dalla lettera della norma, che dispone che i lavoratori che aderiscono all'accordo è comunque riconosciuto il diritto alla NASPI. Questo comunque significa anche che la NASPI spetta in deroga al requisito contributivo, che sono appunto le 13 settimane del quadriennio, almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Mi spiego meglio. Un neoassunto prima dell'inizio della legislazione emergenziale, che non ha fatto tempo a maturare le 13 settimane, i 30 giorni di lavoro effettivo alle dipendenze dell'impresa, avrà diritto o no alla NASPI se accede all'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro? Su questa questione sinceramente non ho una risposta ufficiale da darvi. Qual è lo strumento? Abbiamo visto lo strumento è l'accordo collettivo. L'opinione prevalente è che qui non c'è chiarezza nella norma e che non sia necessario avviare una procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'articolo 424 della legge 223, mentre invece è possibile, come ho visto succedere in uno dei primi accordi che ho avuto modo di esaminare, che una procedura originariamente avviata ex articolo 4 e poi sospesa per effetto del divieto,
si converta in accordo aziendale che è l'articolo 14,3 stipulato con i soggetti legittimati. L'ambito dell'accordo è l'ambito aziendale, quindi non anche nazionale o territoriale. Anche se, secondo alcuni interpreti, io ritengo che si possa accedere a questa interpretazione, agli accordi aziendali potrebbero essere equiparati quelli cosiddetti di gruppo, cioè nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo di imprese, in quanto l'ambito applicativo di questo accordo è pur sempre quello aziendale, anche se la firma dell'accordo vede da parte della sola società capogruppo. Quali sono i soggetti legittimati alla stipula dell'accordo? Il datore di lavoro, e quindi non anche le associazioni di categoria, e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Questa è una nozione che il legislatore sta usando spesso in ogni norma che consenta all'autonomia collettiva una deroga a una disciplina legale. Questo è anche il riferimento contenuto nell'articolo 51 del decreto legislativo 81 del 2015, che consente ai contratti collettivi di derogare a diverse norme, ad esempio sul part-time, eccetera. La sola differenza è che l'articolo 51 fa riferimento anche ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Secondo il dato letterale dell'articolo 14 sembrerebbero escluse le RSA e le RSU. Posso dirvi che so che l'Associazione Industriali si è fatta promotrice di un emendamento che mirasse ad includere espressamente le RSA e le RSU tra i soggetti legittimati alla stipula degli accordi collettivi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Vedremo in sede di conversione se ci sarà un chiarimento del testo normativo. C'è un altro problema, è quello del concreto, è quella dell'identificazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle loro articolazioni territoriali. Sicuramente può non esservi coincidenza tra organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato dalla singola azienda, perché sappiamo che ci sono delle organizzazioni sindacali che stipulano contratti nazionali pur non essendo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il tipico caso poi che ha riflessi sull'imponibile contributivo, quando un contratto, ad esempio il contratto delle cooperative firmato da Annunci, che ha dei minimi contributivi più bassi del contratto nazionale stipulato da Confcooperative e che viene ritenuto valido ai fini dei rapporti retributivi, ma non ritenuto valido ai fini dell'imponibile contributivo, per il quale vale il cosiddetto contratto leader. Altra problematica è quella se sia possibile o meno un accordo separato con uno solo dei sindacati più maggiormente rappresentativi. Ritengo che sotto questo profilo non ci dovrebbero essere problemi, ma come vedete le problematiche interpretative sono parecchie. Per quanto riguarda il contenuto concreto dell'accordo, la norma nulla dispone, lasciando massima libertà all'autonomia collettiva. Quindi l'accordo potrebbe limitarsi soltanto a autorizzare le risoluzioni consensuali che poi ogni singolo lavoratore dovrà concludere con il datore di lavoro, individuando le condizioni, ma questa mi sembra l'ipotesi meno probabile. L'ipotesi più probabile è che invece l'accordo disciplini compiutamente le condizioni, mettendo al lavoratore soltanto la decisione di se aderire o meno all'accordo, che l'adesione che con la manifestazione di volontà della quale il rapporto di lavoro si risolve. Sarà opportuno, a mio parere, nell'accordo individuare la tipologia dei lavoratori che possono accedere alle risoluzioni. Debbono essere tutti dipendenti o soltanto alcuni di essi, individuando eventualmente i limiti quantitativi o relativi alle condizioni personali dei lavoratori, collegate ad esempio all'età prossima alla pensione o alle ridotte capacità lavorative. Sarà anche possibile escludere alcune categorie di lavoratori, anche singoli dipendenti, che sono necessari all'attività produttiva dell'impresa. Potrà essere e dovrà essere, a mio parere, anche individuato il termine finale entro il quale le adesioni dovranno essere manifestate dal datore di lavoro, nonché la data in cui in concreto si opererà la risoluzione del rapporto, che potrà anche essere differita, in ogni caso non oltre il 31 dicembre del 2020, che è la data di operatività della normativa.
Per quanto riguarda l'incentivo, in realtà, anche se la norma parla di accordo di incentivo alla riduzione del rapporto di lavoro, non prevede un incentivo economico da parte del datore di lavoro come elemento essenziale dell'accordo. Si può anche intendere che l'incentivo offerto sia quello offerto dal legislatore, cioè l'accesso alla NASPI in deroga alla normativa vigente. Ma ritengo che sia molto difficile che un accordo collettivo possa essere stipulato senza che sia previsto un incentivo economico da parte del datore di lavoro. Quindi si tratterà di un'ipotesi di soluzione consensuale onerosa del rapporto. Se incentivo sarà previsto, la somma concordata come incentivo, nei primi accordi che ho visto in genere parametrata all'anzianità di servizio del dipendente, sarà esente da contribuzione previdenziale secondo l'articolo 12,4 della legge 153 del 69 e sarà assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,1 di PR 917/86, non rientrando nell'esenzione di articolo 48. Qui c'è una recente sentenza che conferma questa tesi della tassazione separata e non dell'esonero fiscale. Una volta stipulato l'accordo, come abbiamo detto, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro si produce limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. Il dato letterale scarno sembra che sia sufficiente alla dichiarazione unilaterale del lavoratore, addirittura non è prevista la forma scritta. Resta controversa la necessità di stipulare un accordo bilaterale di risoluzione consensuale tra il singolo dipendente e il datore di lavoro, e anche non è espressamente prevista la necessità di utilizzare la procedura telematica prevista all'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, che però io ritengo sia opportuno attivare, in quanto la legge, che non è derogata dall'articolo 14, la prevede a pena di inefficacia della risoluzione anche consensuale. Come dicevo, l'ipotesi più probabile è che la risoluzione sarà agevolata con l'erogazione di un incentivo all'esito previsto nell'accordo. Può essere anche previsto un accordo individuale se non è previsto l'accordo collettivo, e che può essere accompagnata da una transazione generale in sede protetta, nella quale si ribadirà anche la volontà risolutiva delle parti del rapporto di lavoro. Quindi, diciamo, gli strumenti sono diversi. Si può, quello più cautelativo per l'azienda è quello sicuramente di stipulare un accordo in sede protetta, con effetto transattivo generale di ogni pretesa del lavoratore sul rapporto di lavoro che si va a risolvere consensualmente. Sarà anche possibile, con l'accordo collettivo individuale, concordare, come abbiamo già detto, un differimento dell'effetto estintivo del rapporto a una data successiva a quella dell'adesione, fissando per un termine che non debba andare oltre il 31 dicembre del 2020. Un altro dubbio interpretativo è quello se ci sia obbligo del versamento e contributo di finanziamento alla NASPI in questa ipotesi. La norma di carattere generale, l'articolo 2,31 legge 92 del 2012, prevede in linea generale che nell'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbe in ogni caso diritto all'ASPI, è previsto a carico del datore di lavoro il contributo di finanziamento. Quindi la norma di carattere generale introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto al trattamento di disoccupazione da parte del datore di lavoro, da parte del lavoratore. I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro in capo al lavoratore generi il diritto teorico all'indennità. L'unica esclusione sono le cessazioni di rapporti di lavoro che non danno diritti alla NASPI, quelli a seguito di dimissioni e risoluzioni consensuali, fatte eccezioni quelle derivanti dalla procedura di conciliazione dinanzi alla DTL. Negli altri casi il diritto l'obbligo di contributo di finanziamento alla NASPI sussiste. Quindi, ragionando secondo i principi generali, nel silenzio della legge, anche nel silenzio per adesso di disposizioni amministrative, ritengo che, poiché anche la risoluzione dell'articolo 14,3, pur se consensuale, dà diritto alla NASPI, debba ritenersi che il datore di lavoro sia tenuto al versamento del contributo. C'è però una considerazione che potrebbe forse far dare spazio anche a interpretazioni di segno diverso. Cioè, ai sensi dell'articolo 34,54 della legge 221 del 2012 sono escluse dal contributo di finanziamento alla NASPI
le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali in ambito delle procedure ex articolo 424 legge 22391 effettuate ai sensi dell'articolo 4 della legge Fornero, c'è incentivo all'esito dei lavoratori anziani. Quindi, qualora l'accordo di incentivo all'esito potesse rientrare in questa categoria, forse si potrebbe discutere se il contributo di finanziamento alla NASPI sia o meno dovuto. Ultimo argomento, mi avvio alla conclusione, forse quello che dà più dubbi interpretativi, è la revoca del licenziamento, previsto dal comma 4 dell'articolo 14 che stiamo esaminando. Qui partiamo un attimo dalla regola generale in materia di revoca del licenziamento che si rinviene che è introdotta la legge 92 del 2012 e si declina in contenuto identico sia nell'articolo 18 della legge 370 riformata relativo ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 che per i lavoratori assunti col contratto a tutele crescenti in forza del decreto legislativo 23 del 2015. Le regole sono queste, sono comuni alle due ipotesi. Termine di 15 giorni alla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, c'è termine di decadenza. Bisogna revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla impugnazione del licenziamento. In caso di revoca, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità. La revoca comporta il diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca ed esclude l'applicazione dei regimi sanzionatori in capo al datore di lavoro previsti in caso di licenziamento illegittimo. La disciplina speciale della revoca del licenziamento del giustificato motivo oggettivo in tempo di Covid è declinata prima all'articolo 46 come 1 bis del decreto legge 18 introdotto dalla legge 80 in sede di conversione del decreto legge 34, quindi nel maggio di quest'anno, e poi replicata dall'articolo 14,4 che stiamo esaminando. La disciplina comune che è stata replicata, dicevo, prevede che la revoca del licenziamento si applica a tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti. Può avvenire in ogni tempo, quindi senza termine di decadenza, purché il datore di lavoro faccia contestualmente richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale, cioè di cassa Covid, a partire dalla data in cui è efficace il licenziamento. A queste condizioni il rapporto di lavoro a seguito della revoca si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni come il datore di lavoro, come è previsto per la revoca in tempi ordinari. La differenza introdotta dall'articolo 14 è solo una differenza di ambito temporale, mentre prima, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legge 18, la possibilità di revoca si applicava ai licenziamenti intervenuti nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo del 2020, quindi prima dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale. La novità è che invece adesso la possibilità di revoca è estesa a tutti i licenziamenti avvenuti nell'anno 2020 e questa estensione è quella che crea dubbi interpretativi. Proprio perché la possibilità di revocare il licenziamento retroagisce al 1° gennaio 2020, secondo la lettera della legge, che parla appunto, si applica a tutti i licenziamenti intervenuti nell'anno 2020. Quindi anche a quelli intervenuti prima ancora della dichiarazione di emergenza, dello stato di emergenza che è avvenuto il 31 gennaio, fino alla fine del corrente anno, quindi prima ancora dell'entrata in vigore della cassa Covid. Quindi possiamo dire che da strumento contingente per rimediare ai licenziamenti adottati frettolosamente dal datore di lavoro nel momento iniziale della pandemia, in assenza di alternative normative, diventa uno strumento strutturale con l'obiettivo di consentire al datore di lavoro il mantenimento dell'occupazione rimediando a valutazioni errate o sul piano giuridico relative alle incertezze della normativa oppure anche relative all'impatto della pandemia sulla propria organizzazione produttiva. Si riteneva che fosse necessario il licenziamento, poi le cose sono andate meglio, si ritiene di revocare il licenziamento, approfittando dell'opportunità di far rientrare in azienda il lavoratore licenziato, attesa la convenienza della revoca, in quanto sarà tutelata dal ricorso alla cassa.
La norma però lascia dei dubbi interpretativi, proprio perché prevede che il datore di lavoro può revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione di cui al decreto legge 1820. Quindi, in base a questa interpretazione letterale, la revoca non si potrebbe applicare a tutti i licenziamenti intimati nell'anno 2020, ma soltanto ai licenziamenti intimati nei periodi per i quali il legislatore ha previsto la ciclo Covid. La stessa sia ancora richiedibile in quanto non siano scaduti i termini per la domanda, sia stata concessa dall'INPS e il datore non abbia anche fatto richiesta dell'esonero contributivo. Questa è un'interpretazione restrittiva della revoca del licenziamento introdotto dall'articolo 14. C'è anche un altro dubbio interpretativo, secondo me questo di facile risoluzione, perché la possibilità di revoca testualmente è prevista solo in deroga alle disposizioni di quell'articolo 18 della legge 300 del 70. Quindi senza alcun riferimento al licenziamento di lavoratori assunti col contratto a tutele crescenti. Secondo me, poiché le due discipline sulla revoca sono identiche e la ratio è identica, secondo me può ben affermarsi che la revoca sia possibile anche per del licenziamento, sia possibile anche per il licenziamento intimato ai lavoratori assunti con contratto a tutela crescente. Termine entro il quale effettuare la revoca può essere effettuata in ogni tempo, come abbiamo visto, senza termine decadenziale, che abbiamo visto nella disciplina ordinaria di 15 giorni dalla data di impugnazione del licenziamento. Non è di ostacolo alla revoca la pendenza di un giudizio di impugnazione del licenziamento, anzi sarà forse l'occasione per approfittarne, ovviamente finché non interviene una pronuncia definitiva sulla illegittimità del licenziamento, perché in quel caso è la sentenza che si sostituisce alla revoca del licenziamento dichiarata dal datore di lavoro. Le conseguenze economiche della revoca, come abbiamo visto, sono la socializzazione dei costi della revoca, perché dalla data del licenziamento alla revoca il lavoratore ha diritto alle integrazioni salariali e la revoca diventa causa integrabile. E qui ci sono alcuni dubbi interpretativi ai quali sinceramente non so dare una risposta concreta, quantomeno una risposta ufficiale, perché l'INPS non si è ancora pronunziato sul punto. Le integrazioni salariali per revoca non incidono e non sono scomputabili le settimane di ciclo Covid previste dall'articolo 19 e dall'articolo 1 del decreto legge 104. La richiesta non è sottoposta agli stessi termini di decadenza, quindi la causale Covid revoca licenziamento dà diritto alla cassa Covid anche se il licenziamento interviene dopo i termini di decadenza. Il loro utilizzo non interferisce sulla possibilità del datore di lavoro di fruire degli esoneri per gli altri dipendenti. Questo è un quesito che mi era stato posto. Per una risposta a questi quesiti occorrerà attendere i chiarimenti o ministeriali o dell'INPS. Quindi io direi che vi lascio con qualche certezza e molti dubbi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Avvocato Tagliente per la chiarezza con cui ha esposto l'adesione ad una tesi interpretativa, tesi che anch'io condivido per quanto riguarda la sostanziale proroga del divieto di licenziamenti. Tuttavia proprio questa tesi per cui permane il divieto di licenziamenti, se non nell'ipotesi previste dalla legge tassativamente, comporta secondo me dei dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione, ma non tanto per fare delle questioni accademiche, ma perché effettivamente un problema che si pone è sì quello della sopravvivenza dei posti di lavoro, ma anche della sopravvivenza delle imprese, che in un momento di così elevata difficoltà si pone all'atto pratico, e di questo vedremo i contraccolpi, stiamo già vedendo i contraccolpi, li vedremo ancora successivamente. Tra l'altro ci sono anche delle disposizioni inserite nella normativa generale, quali l'articolo 2086 del Codice Civile, che impone all'imprenditore di adeguare gli assetti organizzativi dell'impresa alle caratteristiche oggettive. Quindi in questo momento
è un dovere dell'imprenditore, secondo l'articolo 2086 del Codice Civile, quello di adeguare la forza lavoro alle necessità produttive, alle necessità di vendita o di produzione. È chiaro che in un momento in cui c'è un'epidemia come quella in atto va trovato un punto di equilibrio, quindi su questo effettivamente era difficile, però per quanto riguarda la tesi interpretativa mi sembra che sia la più sostenibile e sicuramente è stata adeguatamente motivata dall'avvocato Tagliente. Se mi consenti, scusa, Innocenzo, scusami, a questo proposito volevo dirti anche che quello che forse può far propendere per sposare questa tesi, quella del divieto generalizzato, è che anche nella giurisprudenza il licenziamento sta affermando, come tu sai, l'idea, il principio che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è l'extrema ratio per il datore di lavoro, quando non sia possibile sul rimedio inclusivo del lavoratore. Si arriva all'esclusione del lavoratore solo quando ci sono altre alternative possibili. Per questo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo come estrema ratio sarebbe in linea con l'idea che adesso si può accedere in permanenza del divieto soltanto quando tutti gli ammortizzatori sociali oppure gli esoneri siano stati, cioè tutti gli aiuti alle imprese siano stati fruiti. Questo può essere un'ulteriore chiave di lettura, sempre con i dubbi che però permangono, perché in effetti anche i dubbi che tu hai esposto di legittimità costituzionale del divieto così esteso sono, secondo me, plausibili e validi e sostenibili. Del resto altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di espresse previsioni tassative volte a derogare il divieto di licenziamento. Sotto questo profilo condivido quanto hai sostenuto sugli accordi sindacali. Ne ho visti già diversi stipulati proprio successivamente nell'immediatezza dell'adozione del decreto legge 104, ovviamente per evitare i dubbi interpretativi anche laddove li abbiano stipulati le RSA lo hanno fatto congiuntamente alle associazioni sindacali, quindi è sempre stata una stipulazione congiunta. Ho visto la previsione di ipotesi differenziati come incentivi all'esodo in base alla fascia di età dei lavoratori interessati, però riguardavano per lo più la generalità dei lavoratori. Sicuramente l'incentivo credo non debba essere di natura economica, ma quantomeno debba corrispondere a un incentivo, ci deve essere, può anche consistere, non so, nel favorire la ricollocazione dei lavoratori in servizi di questo tipo, però credo che ci debba essere. Comunque ringrazio tutti coloro i quali, anche a nome dei presidenti, di tutti i presidenti dei consigli provinciali, tutti quanti abbiano collaborato all'organizzazione dell'evento. Ringrazio tutti i relatori e il direttore della sede regionale dell'INPS per la disponibilità e per la partecipazione al dibattito. Ringrazio tutti i partecipanti, scusandomi se c'è stato qualche disguido per qualche collegamento, ma abbiamo cercato appunto di usare la piattaforma più ampia per consentire la partecipazione a tutti gli interessati. E credo che questo sarà il primo di altri eventi con cui affronteremo le questioni più delicate nella nostra materia, e quindi auguro a tutti arrivederci, ringraziando nuovamente per la partecipazione. Grazie e buona serata.